Nel cuore del villaggio Barcolana è aperta a tutti i visitatori Casa Era, l'occasione per far conoscere meglio a famiglie e cittadini l'impegno di Est Energy per la sostenibilità e la decarbonizzazione. Quali novità presentate qui proprio allo stand di Barcolana? Quest'anno siamo presenti allo stand di Barcolana con una vera e propria casa. Abbiamo voluto rappresentare tutti gli ambienti della casa e attraverso gli ambienti della casa rappresentare anche le nostre soluzioni sostenibili per aiutare il cliente nella transizione energetica. Parliamo di energia da fotovoltaico, parliamo di mobilità elettrica, parliamo di caldaie di nuova generazione a condensazione, tutti strumenti che quindi possono aiutare appunto i nostri clienti a essere un po' più efficienti nei consumi energetici. Durante un momento di sport e festa come Barcolana è stato lanciato anche il concorso a premi Il futuro passa da casa, che mette in palio fino a 300 euro di bonus sulle forniture di luce e gas, oltre a un monopattino elettrico e una e-bike. Un gioco che consente ai nostri clienti di vincere dei bonus e di vincere anche dei super premi che sono la bicicletta elettrica e anche un monopattino. In questi giorni, siccome si tratta di instant win, quindi ci sono in giro in tutta la piazza delle colonnine dove il visitatore può iscriversi tramite un QR code e partecipare anche online al gioco. In questi giorni abbiamo già distribuito diversi bonus. Qual è il rapporto di Est Energy del gruppo Era appunto con Trieste e il suo territorio? Siamo una società storica e siamo presenti a Trieste da moltissimi anni. Qui vicino a Piazza Unità d'Italia, in via dei Rettori, abbiamo il nostro ufficio storico che si trova all'interno di un palazzo anch'esso storico. E il rapporto con il territorio è proprio il rapporto di un'azienda che è un'azienda territoriale, che quindi punta molto al contatto diretto con i propri clienti. È per questo che stiamo cercando anche di rinnovare in maniera diciamo un po' più moderna, anche un po' più moderna, tutti gli uffici che sono presenti sul territorio. All'interno del gruppo Era abbiamo circa 250 punti di contatto territoriali e si pensi che l'ufficio di Via dei Rettori, quindi l'ufficio Est Energy di Via dei Rettori, accoglie ogni anno circa 44.000-45.000 clienti, quindi è proprio un rapporto che noi condividiamo in maniera diretta, al di là anche di tutte le soluzioni tecnologiche, perché non dimentichiamo che in ogni caso il gruppo Era mette a disposizione del cliente la app, il sito eccetera, quindi tutte le attività che possono essere fatte anche online. Sono le 8 in punto, buongiorno e ben ritrovati a tutti in questa giornata in cui vivremo insieme l'altra Barcolana, esperimento nato l'anno scorso e che stiamo confermando quest'anno, perché non sia già subito l'ultima puntata di questa nostra esperienza. Speriamo di non combinarne come l'anno scorso, ve lo dico subito, ma intanto grazie a tutti per coloro che ci seguiranno in questa giornata. Vi anticipo un po' quel che accade prima di iniziare a fare il giro campi. Intanto ringrazio subito Guido Indri, Enzo Iannacone in regia, Massimo Giraldi in emissione. Sappiate ci saranno Marco Stabile con Elisabetta Gessi come troupe e tra poco scopriremo dove sono. L'altra è Gianluca Paladin, Alessandro Carelli. Poi in realtà oggi, siccome gli eventi non sono solo a Trieste, ma c'è anche il raduno delle fanfare alpine a Gorizia, ci collegheremo con Omar Costantini che insieme a Pietro Piccin e a Giancarlo Celant. Questo nel corso della mattinata, anche perché in questo momento siamo in diretta sia su Tele4 che su TV12, mentre nel corso della mattinata poi TV12 si sgancerà proprio per seguire questa sfilata, lo sfilamento delle fanfare a Gorizia. Insomma, è la giornata, la festa del mare, una Barcolana attesissima, questa 56esima. Appena pronti, Guido, mi fai salutare i nostri colleghi per scoprire dove sono. Marco Inglaro con noi, vignettista. Ciao Marco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti quanti. Adesso chiedo subito, Guido,
riesci a vedere la maglia, il gilettino che indossa Marco Englaro, che stamattina con noi, ve lo dico subito, leggi Marco, che c'è scritto lì? C'è scritto Timona. No, cioè timone nel senso timonare, oppure... diciamo, è doppio, quindi doppio... Ma era riferito a me già subito, così stamattina per salutarci? No? Era puramente casuale. Allora, Marco Englaro, come sapete, firma tutte le vignette che ogni giorno gentilmente trasmette alla nostra redazione, che noi diffondiamo anche nel corso di Sveglia Trieste, e quindi poi nel corso di questa giornata che passeremo insieme ne produrrà in diretta qui. Quello cos'è? Già la base dei tuoi personaggi? Questi sono due cerchietti in maniera da farli... Falli vedere, dove si può vedere? Lì forse sì, forse lì si vede. Sicuro. Sono la base dei... Sì, secondo la teoria si dovrebbe costruire il personaggio prima di farlo, ma io faccio sempre in diretta, adesso vediamo. Ci sono solo due cerchietti. Che sembrano due pupazzi di neve, ma in realtà poi sono i due personaggi. Su quello io disegno direttamente quello che mi serve, insomma. Vediamo se riesco a far vedere già a Guido la vignetta. Questa è un grande classico, devo dirti. Dov'è? Aspetta, eccola qua. I risi che far sport ti aiuta a tenerti in linea, specie la vela. Ed eccoli qua su tutta... La barca questa è lo spirito, è la filosofia della barcolana sicuramente. E se oggi non arriva vento, porto mia moglie che la sa sempre che la suffia. Questa altra è bellissima. Va bene, ci sono Marco Stabile, Elisabetta Gessi, se no devo far vedere già delle fotografie loro che le ritraggono a bordo di uno dei gommoni che li porterà, non sappiamo ancora dove. Questi sono i due collegamenti. Ottimo, perfetto, stiamo già iniziando con i collegamenti fuori linea, ma no, nel senso che ancora si devono preparare. Ma cosa è tutto sto ghetto qua sopra? So che in triestino è difficile da leggere. Non so, questa devi interpretarmela tu. Ma arriva ogni anno la seconda domenica di ottobre e non fa altro che mangiare e bere. Quindi il senso, lo spirito della Barcolana, che è una festa grandissima, la regata più partecipata al mondo, che avete visto i numeri fino a ieri, insomma, si sono fermati a 1775 imbarcazioni, ma chissà, insomma, anche poi negli ultimi stamattina minuti... Era 1794, stamattina probabilmente si sono aggiunti. Si sono aggiunti, infatti stavo per dire. Guido, Marco mi dice, eccolo, no, qui è Gianluca. Va bene, allora, Marco mi dice che era pronto. Gianluca, tu sei, se non sbaglio, zona Grignano? Sì, esatto, siamo nella marina di Grignano. Ferdinando, buongiorno a tutti, e siamo qui pronti per anche parlare con delle persone. Sono in tanti che parteciperanno alla regata, come puoi vedere, Ferdinando. Qui tra l'altro c'è già il bar che ha attaccato con la musica prestissimo, quindi insomma c'è già un clima di festa. Se vuoi, Ferdinando, possiamo già andare a trovare una persona, che dici? Certo, vai. Cioè sono pronti per salpare. Aspetta che provo. Signor, buongiorno. Buongiorno. Pronto per la barcolana? Pronti. La me fa salire sulla barca? Prego. Ma permesso. Eccoci qua. Eccoci qua, attenzione. Allora, innanzitutto Tele4 per l'altra barcolana. Per l'altra barcolana, buongiorno. Come si chiama? Lorenzo. Lorenzo, ma non è la prima volta che partecipi? Non è la prima volta, è sempre una magia, è splendido, è un qualcosa veramente di unico quello che questa città offre. Sarebbe addirittura da clonare, perché oltretutto porta anche un valore aggiunto a livello economico per la città, che sta scoprendo anche nel turismo e nei derivati una forma di economia, di new economy, che rende merito alla bellezza e al patrimonio culturale che Trieste offre, che è unico. Come diceva uno scrittore, Rumiz, scendi dal treno sentendo parlare friulano, scendi e senti parlare una lingua che non è italiana e vedi un municipio che è austriaco, e quindi è una, come dire, un connubio, un melting pot di culture e di storie e di tradizioni incredibile. E a parte la cultura, abbiamo per resistere durante la regata? Ecco, sulla domanda clou... ma siamo saltati. Ok, allora qui vedo
le gambe di Marco Stabile. Tica supera il gusto, Ecco. molla la vela e passa all'Ambrusco. E adesso magari vi faccio vedere cosa Ok, significa. ci mostri cos'ha qua, Insomma, qua abbiamo un po' di birretti. birrette, vino, una cosa che si fa in Friuli che è unica, è un traminer aromatico passito, è un'azienda di Spilimbergo che lo fa, di Valvasone per essere precisi. Anche buono. Sì, uno spettacolo. E questo per bagnare e per Gianluca, rendere merito di una bellezza Gianluca, tutto tondo. Anche l'ugola ha bisogno di questo. Sì, sì. Grazie, Gianluca. Lorenzo, Grazie a voi. Buona barcolana, buona barcolana. Gianluca, mi Eccomi, senti? Ferdinando, io ringrazio il signore che mi ha ospitato. Gianluca, Ti sento, ma eccomi chiedi qua. quanti saranno a bordo? Ma quanti sarete a bordo, tra l'altro? Oggi in tanti, in 6. In 6, beh, Eh. buona regata allora. No, ma la domanda è un po' sono tanti pochino. che si stanno preparando Diciamo che qua. come rifornimento è un po' pochino, insomma, no? Quindi poi arriveranno i rinforzi, immagino. Secondo me non basta. Credo che quello che ho visto, secondo me basterebbe solamente per me, Ferdinando, in un Fanno contesto poche miglia, mio fanno poche personale, miglia. però insomma sì. C'è altro, mi racconta il signore, c'è altro. Gianluca, a bordo, torniamo non c'è da voi tra solamente pochissimo. quello, Stai lì che arriviamo subito. Riusciamo ad Va andare da bene, Marco va bene, Stabile a te. perché è il collegamento forse un po' più complesso in questa prima fase, proprio perché sarà a bordo e tra poco anche in mezzo al golfo. Vai Marco, ecco, ora ti vediamo con Elisabetta Gessi, vai. Subito, buongiorno, hai bevuto caffè, sei pronto? Sì, dai, per ora solo uno. Sei pronto a tutto? Questo, se me lo dici tu mi preoccupa parecchio, però sì dai, ci siamo attrezzati. Appunto, quindi diamo ufficialmente il via alla sezione Monade dell'altra barcolana. Oddio. Con il fischietto. Aiuto, mamma Si mia. parte, eccoci qua, Mole Audace, vedete le barche in doppia, tripla e quadrupla fila. Noi ci siamo avvicinati grazie al comandante Andrea e a Sebastiano che ci stanno guidando in questa avventura mattutina. L'equipaggio, il primo equipaggio che svegliamo è quello di Pirano, gli amici di Pirano, quindi buongiorno ed Oberdan, così sono contenti giustamente tutti. Come state? Io vado, pronti? Aiuto. Via, vado in acqua subito. Ecco, esatto. Ciao, buongiorno. No, ma resta Come- pure a pieno schermo così raccontatemi della facciamo vostra vedere barca. le capacità. Buongiornissimo per questa barcolana 56, scusatemi, siamo mattina presto, benvenuti, prosciutto pronto, ragazzi pronti e l'inizio che parte tra pochissimo. Quindi c'è momento per la merenda, per la colazione. C'è giusto l'attimo per recuperare un po' i sensi e Anche perché mentre arrivavamo le bottiglie di Bacardi venivano nascoste in cambusa mentre rimaneva l'amico crudo, l'amico prosciutto crudo che aiuta. Vado dalla signora, buongiorno, scusi se mi lanci la telecamera di là. Signora, allora, com'è andata la serata, com'è andata la festa? La festa era bellissima. Signorina, mi scusi. Sì, la serata non me la ricordo proprio. Perché Ottimo. diciamo che non avete bevuto acqua. No. Benissimo. Vado qua da quello che forse immagino sia il comandante, ma anche no, in pozzetto. di lungo sorso. Comandante di lungo sorso. E infatti arriva la grappa. Eccola qua. Grappa, viva, ma non guido io oggi. Non guidi? No. A che cosa puntate in questa barcolana? Primo posto. Primo posto. Sicuramente, no? Quindi arca, attenzione. La barca come si chiama? Banda. Banda. È la Banda banda. C'è anche un'altra gentile signorina che arriva fuori dalla cambusa. Aspetta. Vieni fuori. Ecco, così proprio La sendata non c'è più. si è nascosta. Si è nascosta. Comunque, voi ci darete una mano, quindi sarete un po' il nostro team per fare di sostegno. Quella è la colazione dei campioni, no? C'è chi beve il cappuccino e chi... No, fa ancora un sorso, fanne vedere in diretta. Fa ancora... No, vabbè. No, perché se cominciamo a darla stabile è finita Ferdinando? subito. Cominciamo. Marco, sì, devi dire che è acqua però, perché mi raccomando, è acqua, giusto? Colorata. Ma non sei grappa, pensavo più forte. Acqua. Ma attenzione perché il comandante del nostro gommone è già pronto per il primo brindisi. Vai Betta, noi brindiamo all'inizio, non ce ne frega niente. E quindi pronti. Evviva! Bravo Andrea, bravi!
Benissimo, quindi Ferdinando sono già da licenziamento, hai il posto Esatto. di lavoro e in particolare grappa pronti via. Per fortuna lei era morbida. Benissimo, ragazzi, grazie. Ripetiamo il nome della barca. Banda! Banda Benissimo. Hanno capito tutti, direi. Intanto Sì. devo passare qua per il brindisi. Marco. Sebastiano, Andrea, aspetta che passo qua alla gentile, Ma come un altro alla brindisi? gentile Perché sennò... amica, prego. Prego. Un brindisi anche di qua. Daghe, occhio che te va a degradazione tra la trappa e il prosecco. Un brindisi col comandante da una barca all'altra per iniziare. Come abbiamo detto, sezione monade dell'altra barcolana ufficialmente varata. Evviva la barcolana! Ma voi, Marco, adesso cosa farete? Ferdinando, noi andiamo in cerca di altre barche se vuoi. Va bene, sì, allora andiamo pure in cerca. Tra l'altro devo ammettere che insomma, questo gentile signore è un po' in ritardo sulla tabellina di marcia, perché l'ho visto un po', è ancora spaesato, diciamo, non ha scelto una rotta questa mattina dopo questa nottata di cui hanno ricordi densi, mettiamola così. Bene. Marco, appena puoi, spostiamoci allora sul gommone. Anticipo una cosa ragazzi. che ancora non abbiamo detto. È chiaro che come l'anno scorso molti amici, Marco Inglaro è già qui, è pronta la prima vignetta. Ci saranno Alessio Colautti, Andro Mercù che torna a trovarci, molti altri amici insomma che nel corso di questa mattinata saranno con noi. Cos'è? Io te l'ho Ok, mandata, non la so vediamo subito la vignetta, poi se Marco è pronto, altrimenti torniamo da Gianluca. Ma se fosse meglio così. Gianluca Paladin. La leggi tu? Ce la leggi tu? Fai vedere? È meglio così. Cosa Possono dice? inquadrarla. Caffè? Caffè? Mi oso. Gioco di parole. Eccola qui. Marco Inglaro firma. Dobbiamo scrivere non solo Marco Inglaro, scriviamo l'altra barcolana. Cosa dici? Diventa l'evento di questa mattinata. Vi ricordo tra l'altro che esattamente come l'anno scorso c'è la mail qui sotto, svegliatrieste@tele4.it. Usiamo per semplicità e per abitudine questa mail che è quella di tutte le mattine, quindi se volete scriverci, mandarci le vostre foto in barca esattamente come facciamo e abbiamo fatto anche l'anno scorso, possiamo leggerle insieme, mandateci foto, video, insomma come ogni mattina, ma oggi è una mattina speciale. Ho già visto Gianluca Paladini e questo mi preoccupa molto nel preview. Vai Gianluca! Chi è questo? No, questo è Marco. Sì, scusatemi. A parte che non ci vedo bene, Marco Stabile mi ha detto mettiti questi occhiali, fa un po' quel sto cercando di entrare nel contesto, però insomma, no, stiamo guardando Viene le persone che veramente occhiali, ci vedo dice. pochissimo. Si può anche vedere così. Signori, buongiorno, siamo dell'altra barcolana, come procede il preparativo? Tutto bene? Posso venire a salutarvi, intervistarvi un attimo, mi raccontate due parole? Dai che arrivo. Mi ospitate un secondo in barca? Allora, aspettate qui ragazzi, è la volta buona. Io faccio il toglierei tuffo. gli occhiali, Signori, sì. buongiorno. Come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Allora quando si parte? Siete pronti? Sì, prontissimi. Da dove venite? Siete di qua? Qua. Ok, quindi siete nostrani, abitate praticamente qua. Esatto. Ok. Sì. Che barca è la vostra? Diego! E lui l'espertissimo. Lui è l'esperto della barca. Senta, volevo chiedervi, avete qualcosa per andare avanti con la giornata? Ad esempio da mangiare, da bere? Cosa vi siete preparati? Assolutamente nulla. Come nulla? Vai a vedere dentro e vedrai perché. Vado dall'esperto, come si chiama l'esperto? Agonisti del sangue. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come si chiama? Diego Paoletti. Diego, lei è l'esperto, no? Siamo tutti esperti, io sono il più vecchio di bordo. Da quanto partecipa alla barcolana? Tutte le barcolane fatte le ho partecipate. Quindi praticamente è un veterano della manifestazione. Sì, un veterano della manifestazione. Ho cominciato quella prima nel 1969 e sono ancora qua per fortuna. Beh, complimenti allora. Ma mi hanno detto che non avete proprio nulla da mangiare, da bere, non avete qualcosa per tirare avanti? Poco, minimo indispensabile di sussistenza. Questa è una festa del mare e noi la viviamo in questa maniera, l'agonismo esiste sempre. Sportivi, insomma. Sì. È giusto anche questo. Beh, allora buona barcolana, in bocca al lupo. La ringrazio, molto gentile. Complimenti e buon lavoro. Signori, in bocca al lupo anche a voi. Adesso vediamo di non cadere. È vero, gli occhiali non sono un'ottima idea. Vediamo. Signor, buongiorno. La me conti un attimo. Piacere. Good morning.
Foreign? Yes. From? Chicago. Chicago, really? And why you are here? For the Barcolan. For the Barcolan? Yes. Ok. Secondo me è italiano in realtà, perché Però l'accento abbiamo non è scoperto che si propriamente dice americano. Barcolan. L'abbiamo beccato, Triestino Doc. Sì. Grandissimo. Però sa che all'inizio mi ha quasi fregato. Senta, ma da quanto partecipa alla Barcolana? Prima volta. Prima volta? Sì. E come si sta preparando? Non toccare niente per non far danni. Fermo che faccia gli altri. Fa Lori, Giusto. capitano, il paron e io faccio il tozzo. Allora vado a chiedere al Paron. Aspetta che qua facciamo un'acrobazia. Vengo dentro, arrivo? Arrivo, fantastico, mamma mia. Bellissimo. Vediamo in doppia Una volta finestra, andavo c'è per barca Prosecco anch'io, Doc, ovviamente la che barca già non era mia perché sono troppo povero per ha possederla. lasciato, Però. come vedete, le rive. Eccoci qua. Allora, come siamo con questa Barcolana? Siamo pronti? Siamo carichi? Le previsioni di vento non sono molto ricche, il vento dovrebbe essere tranquillo. L'entusiasmo della Gianluca, Barcolana aspetta lì che stiamo vedendo la partenza di Prosecco Doc che raggiunge il centro del golfo, insomma, perché poi sono le 8:20, ma manca un'ora e 40, anzi 2 ore, scusate, più di 2 ore perché 10:30 il colpo di cannone. Vai Marco! Partenza. Un saluto in diretta per Tele4. Ciao Mitia, ciao Stefano. Buongiorno a tutti. Cosa dite? Il tempo? Cos'è il meteo? Tempo bello e Siori fa tutto quel che vollori. Tempo bello e Siori fa tutto quel che vollori. Perfetto, il pieno stile Barcolana. Grazie ragazzi, grazie. Saluto a tutti. Bene, allora giustamente non diciamo nulla perché non si dice nulla, escono in campo di regata, vanno a testare la situazione per la prepartenza per capire come, dove posizionarsi anche rispetto all'avversario, no? Perché ovviamente bisogna capire nel duello con Arca come posizionarsi. In questo momento ti dico subito, Ferdinando, il vento è totalmente assente, forse al massimo un nodo, 2, dice Elisabetta. Tra l'altro Elisabetta Gessi con me è velista, quindi sa tutto, dice 2 nodi, quindi un minimo, ma insomma vedremo se poi alzerà da ovest come ha detto l'Osmer nelle sue previsioni. Noi torniamo dentro il bacino San Giusto mentre Elisabetta vi offre questa immagine delle barche ancora ormeggiate che via via usciranno. Vedete lì c'è quel container destro che è la base, diciamo, di Arca SGR di Furio Benussi assieme al fratello Gabriele e naturalmente anche Rufo Bressani. C'è un po' di onda, quindi tengo Elisabetta così siamo in sicurezza. Vedete la motovedetta della Guardia di Finanza che pattuglia il bacino San Giusto in questa, queste ore di attesa per la Barcolana. Vi ricordo, colpo di cannone alle ore 10:30. Noi andiamo in direzione di Arca, così facciamo vedere anche l'altra grande barca di questa Coppa d'autunno, quella che è la favorita, la vincitrice dell'anno scorso. Prosecco Doc proverà a insidiarla, come abbiamo detto nel pezzo di presentazione. Poi c'è anche Fiamme Gialle Nice, l'imbarcazione della Guardia di Finanza, che ha un pozzetto straordinario, un po' più piccola perché Arca 100 piedi, invece Prosecco Doc ne ha poco meno di 90, l'altra ne ha 78, quella della Guardia di Finanza, quindi barche più piccole, meno possibilità di invelare e quindi c'è un vantaggio chiaro da parte di Arca. Dopodiché con poco vento, con condizioni di questo tipo, ovviamente c'è la possibilità di sorprese perché uno può rimanere fermo in un buco di vento, ci possono essere tante situazioni particolari che possono cambiare l'esito della regata, specie se il vento è poco. In questo momento in realtà c'è una raffichetta, una piccola raffichetta, però bisogna vedere alle 10:30 cosa succederà. Quella lì è Arca pronta per uscire in mare, mentre qui proprio davanti a Piazza Unità vedi l'imbarcazione Fiamme Gialle, eccola lì. Quella è l'imbarcazione della Guardia di Finanza, quindi le 3 big sono queste, Arca, Prosecco Doc e Fiamme Gialle. La prima a uscire in mare è appunto Prosecco Doc Shockwave con Mitia Cosmina al timone. Ora vedremo uscire anche tutte le altre. Ovviamente in questi momenti si può fare una battuta, un saluto, ma non è che si può fare di più con velisti professionisti che stanno preparando la regata. Diciamo che la merenda la facciamo con gli amatori. A proposito di merenda, facciamo una bella carrellata, comandante, qui, e torniamo da qualche amico, diciamo, regatante più della domenica.
se si può. Non so se escono, dici che escono già adesso? Ah, boh, allora seguo il comandante che dice che Arca sta per uscire, allora lo possiamo far vedere. Ferdinando, cielo plumbeo, situazione in questo momento completamente coperta a livello meteo, ma insomma si spera che le previsioni vengano mantenute, che quindi poi esca il sole e magari un po' più di vento. Questa è Arca SGR, 100 piedi, un'imbarcazione assolutamente straordinaria che abbiamo visto vincere nelle ultime edizioni. Ieri c'è stata anche la riconsegna del trofeo da parte di Marta, la figlia di Furio Benussi, che l'altro anno, tra l'altro, ha timonato l'imbarcazione. Ecco qua l'inquadratura della nostra Elisabetta Gessi, anche il gommone di appoggio ovviamente all'imbarcazione che sta facendo la riunione tecnica prima della regata. Li vedete in pozzetto agli ordini di Furio Benussi, prepararsi, dare diciamo i vari incarichi. Le vele sono già pronte all'esterno, vedete che c'è qualcosa da discutere anche con quello che potremmo definire il short team, la barca appoggio di Arca, perché poi a seconda della situazione si può decidere eventualmente se caricare o scaricare delle vele sul gommone per essere più o meno diciamo pesanti a bordo, e soprattutto per avere più possibilità diverse piuttosto che togliere, diciamo, intrighi, come si dice in triestin. Questa Arca lì, le fiamme gialle, ora ci direzioniamo verso il Molo Audace, mentre un'altra barca importante sta uscendo proprio in questo momento dal suo ormeggio in piazza dell'Unità d'Italia, proprio davanti alla Scala Reale. Ci passa proprio qui davanti la numero 113, numero di Mascone 113, che esce qui davanti Marco, a noi. tu adesso mi senti? Per la regata, un saluto naturalmente all'equipaggio. Sì, Ecco, ti sento. adesso bene, perché avevamo un problema. Allora, voglio salutare Gabriele Longonigro, direttore di City Sport, che ci ha raggiunto. Ciao, buongiorno Gabriele. Un amico, come sempre, non solo di Tele4, ma dell'altra barcolana, con il quale ci siamo divertiti parecchio l'anno scorso. Adesso arriviamo anche da te, Gabriele. Qui Marco Englaro sta producendo vignetta Tempesta. Blocca lo stabile, ci scrive Alessio Colautti, perché forse ha visto più di qualche brindisi tuo inizio l'altra barcolana. Lo stiamo perdendo ed è Alessio Colautti a scriverlo, e Alessio che tra l'altro sta arrivando. Antonia, ma che bel giorno, sono già in prima fila, grazie perché si prospetta una bella giornata. Buona barcolana, un saluto da Englaro ad Englaro da Antonia. Marco, quello che poi tu dicevi, non si dice in bocca al lupo, ci scrive Renata, ma buon vento, questo sì, vabbè, certo, ovvio, ma insomma è riferito a buon vento, sì, ai saluti di Gianluca di pochi giorni fa. Ma è trevigiano, cosa volete che facciamo? Cioè, questo è... No, scherziamo ovviamente come sempre. Marco, allora tu adesso resterai a bordo del gommone per quanto? Sì, Ferdinando, ci sono. Per capirci. Sì, guarda, io adesso ancora un po' cercherò, Ferdinando, di farvi vedere equipaggi, di andare a sentire anche qualche amico qui in banchina. Occhio che c'è un'altra imbarcazione che esce proprio da qui davanti, l'intenzione era quella di farvi vedere i protagonisti a 2 ore circa dall'inizio della regata. Vedete, sono pronti ad uscire. Se possiamo, con il comandante, andiamo da quel simpatico equipaggio che vedo non ancora pronto ad uscire, ma sicuramente pronto per la merenda, che alla fine per noi, come dire, è il momento clou pre-regata, insomma, perché già si entra in clima. Qui vedete preparano le vele, mentre noi ci avviciniamo verso imbarcazioni più votate, diciamo così, alla festa. Per esempio abbiamo questo Seawolf Pula qui, adesso ci avviciniamo, Elisabetta, alla tua sinistra, vedrai l'equipaggio in pozzetto, pronto eventualmente per una battuta. Buongiorno signori, buongiorno, come è andata la nottata? Todo bene. De dove viene? Argentina, Uruguay, quindi una barca, diciamo, mista, l'equipaggio argentino e uruguaiano, quindi hola, che tal? Mi sembra più corretto. Andiamo vicino alla ragazza che ha tirato fuori dalla cambusa anche, credo, il caffè o il tè o qualcosa del genere. Sì, perché bisogna appiccicare il numero di Mascone sulla prua, ed eccolo qui pronto. Muy bien. Punta Sailing Team. Quindi questo è l'equipaggio argentino e uruguagio che darà battaglia alla barcolana. Qui dietro invece in maglia arancione. Buongiorno signori.
Buongiorno, io mi posso avvicinare di qua? Arrivo, aspettate che arrivo, se ce la facciamo. Marco, Betta, come al solito rischierò radio, microfono, la mia incolumità domanda, personale. ma di chi è il gommone? Sì, aspetta un attimo. Aiuto. No, ma inquadralo pure, Elisabetta, che vediamo dove finisce. Ah, ok, perfetto. Eccoci qua. Cosa ci racconta? Venga qui, venga qui. Intanto abbiamo le vongole. Ah, aspetti un attimo. No, questi è pedocci. L'aspetti che non si vedi. L'aspetti, la vieni qua, Venga qui, vengo qui. Allora, qui abbiamo... Attenzione Ferdinando, che queste sono le vere notizie del giorno. Pronti i pedocci per far pedocci alla scottadito in prima boa, giusto? Bravo, esatto, esattamente. Ecco, ci presenta l'equipaggio? Oh, volentieri, lì abbiamo il capitano, eccolo lì il nostro grande uomo Paolo. Dica di qua che c'è la telecamera. Ci racconti, l'imbarcazione si chiama Xenia, mi pare, no? Sì. Comandante, venga qui. Ci racconti anche lei, obiettivo di questa barcolana, innanzitutto far bene i pedocci alla scottadito. Esatto. E aprire abbastanza bottiglie di prosecco. Ecco, vedi, questi sono i veri obiettivi della barcolana. Ci sono però... Lo spirito barcolano, no? Mangiare e bere e divertirsi. Di dove siete? Mantova. Mantova, molto bene. Padova, Bologna, Milano, Bergamo. Bellissimo. Un bel mix. Esatto. Allora, Ferdinando, parliamo di cose serie. Come si cucina i pedocci? Perché in triestino se dici i pedocci, voi dite cozze. Abbiamo Reggio Emilia là, abbiamo Reggio Emilia. Fazzomi, aglio, olio, una saltata in pardella, quando si aprono, o come si dice in triestino, quando che i severzi, i se fatti. Esatto. Se noi severzi non ste mangiare perché non si sa mai, giusto? Giusto. Ecco. Perfetto. Già che ci siano, altro consiglio da triestina, nei mesi con la R non se mangia pedocci, occhio, e questa ve la dico mi da pescador. Ottobre, cazzo. Ho detto la rovinati. Tanto problema vostro, ciao! Io sapevo che non si prende il sole nei mesi con la R, però vabbè. Andiamo lì da Thunderbolt, grazie a Xenia. Marco, mi fai dire una cosa? Mamma mia, guarda. Sì. Allora, ma il gommone, fammi salutare poi Gabriele Lagonigro, ma dove l'hai trovato il gommone? Di chi è? L'organizzazione ce l'ha fornito, no? Ma salutiamoli, Ce l'ha fornito. Ringraziamoli. Andiamo qui da Thunderbolt. Ringraziamo ovviamente l'organizzazione della Società Velica di Barcole Grignano e in particolare la leader dell'ufficio stampa Francesca Capodanno, che ci ha consentito questo gommone presto, no? Perché in realtà la gente parte per vedere la regata, noi partiamo per vedere tutto quello che succede prima. Buongiorno, e dopo, abbordaggio tutto in piena regola. Buongiorno, se mi dà una mano mi tira anche sotto, benissimo, ben fatta. Buongiorno, allora, raccontateci della barca e dell'equipaggio. Vai, skipper, comandante. Allora, la barca arriva da Marina di Ravenna. Marina di Ravenna, molto bene. Marinara. Abbiamo navigato l'altro ieri con 35 nodi di vento, 3 mani di terzaroli, abbiamo messo il timoniere 7 ore a timonare, così ha imparato bene. E adesso siamo qui con la speranza che arrivi un po' di vento, ma... Quindi molto più tosta, diciamo, il trasferimento che la regata. Bravo, abbiamo fatto 8 ore di navigazione pesante. Bene. Però insomma, come sempre, si regata con che obiettivo? Festa o provarci e insomma fare una buona classifica? Beh, oggi festa, abbiamo una barca da crociera, quindi festa, divertirsi e stare insieme. Ok, sempre parlando di cose importanti, cosa si mangia e cosa si beve? Allora, abbiamo mangiato pesce ieri sera. Sì. Bere, la cantina è abbondante. Abbondante, sì. Ok. L'equipaggio viene tutto da Ravenna? No, l'equipaggio viene un po' dappertutto. Chi da Piemonte, chi dall'Emilia, chi da Milano, da tutta Italia come al solito. Molto bene, divertitevi. Marco, grazie Ferdinando. Torniamo da te tra pochissimo, prepariamo Gianluca Paladini e tra poco andremo anche da Omar Costantini a Gorizia, ma insomma arrivano tante mail e mi piace perché lo spirito c'è. Qua scrivono ed è Marta Diminic, si è firmata, quindi io lo leggo. Con tanta nostalgia da Berlino vi seguo, vi auguro buon vento, continuo a seguirvi con piacere. Ci ha mandato una foto, probabilmente un quadretto che lei ha appeso a casa, immagino a Berlino, e quindi aveva piacere di mostrarci anche questa immagine. Non so se l'abbiamo fatta vedere, non importa, vabbè, ci perdoni Marta. Buongiorno amici, il vero vincitore della barcolana è tutta Tele4.
Va bene, grazie davvero, anche da Berlino ci seguono. Gabriele, ho visto, è successo qualcosa stanotte, cioè vedo che più di qualcuno ha difficoltà a ricordare cosa è successo, anche... Cos'è? Quello che stai dicendo. L'altra barcolana, se mattina e te spetti ancora tuo marito, la vigilia de barcolana il me torna sempre debolina stretta. Facciamola vedere, grande Marco Englaro per l'altra barcolana, eccola qui, un'altra vignetta, poi guarda quante ne ha preparate. Come stai Gabriele? Buongiorno. Ciao, buongiorno, bene. Ben trovato. Un po' preoccupato perché non c'è vento, sai, io guardo sempre anche la parte più agonistica, che è quella che ovviamente per noi è importante, e il fatto che non ci sia neanche un po' di vento mi preoccupa perché abbiamo riservato tante pagine di classifiche, quindi speriamo che si alzi qualche raffica, se no diventa un po' complicato. Vabbè, ma poi dopo diventa più corto, no? Il campo di regata diventa più... Sì. Non so se Marco ha avuto indicazioni già, vabbè, che mancano ancora un'ora e mezza, per cui può ancora cambiare la situazione, però... Da quello che so partirà con pochissimo vento perché si è nuvolato, quindi infatti. E la termica arriverà molto più tardi, quindi prima di mezzogiorno l'una non si muoveranno. Sì, saranno probabilmente la situazione dell'anno scorso, perché l'anno scorso è anche stata ridotta e quindi sì. Vedremo un po' cosa succede. Da Gorizia, Omar Costantini con Pietro Piccin e Giancarlo Celant. Omar, che cosa succede là oggi? Perché seguiremo anche la sfilata delle fanfare degli alpini e mi pare che si cominci anche lì alle 10, no? Una mezz'oretta prima rispetto alla barcolana. Vai Omar. Sì, allora prendiamo la linea in diretta dal Parco della Rimembranza, dove alle 10 in punto inizierà la parte finale per quanto riguarda il raduno nazionale delle fanfare degli alpini congedanti. Da qui poi ci sarà la prima parte dedicata alle orazioni, all'alzabandiera, e alle 10:45 le fanfare, le 5 fanfare alpine, che sono la tridentina, la orobica, oltre alla Giulia chiaramente padrona di casa, la taurinense, che arriveranno qui per poi muoversi verso Corso Italia e raggiungere Piazza della Vittoria. Come hai detto tu giustamente Ferdinando, in questo momento noi faremo un po' di finestre nell'attesa e anche la speranza che arrivi qualcuno, perché siamo mattutini, come ci dice Gorizia, si sta ancora risvegliando magari rispetto a Trieste. Abbiamo comunque un po' di piccioni che stanno controllando la situazione, che questa è una cosa importante. No, diciamo che è tanto presto, dai. Poi saremo... Sì, siamo un po' in anticipo, infatti qualcuno ci stava chiedendo cosa è successo a Gorizia, che vedono tutte queste telecamere. Tranquilli, certo, perché abbiamo una diretta... Ecco, soprattutto perché al visto arrivare me si sono già preoccupati, no? Ma al di là di questo, dicevo, poi alle 10 noi chiaramente sganceremo, no? Il simulcast, proseguiremo su TV12 con le fanfare, con tutto quello che riguarda insomma Omar, la c'è del cornice, movimento. queste 2 ore circa. Omar, dietro di te c'è del movimento. C'è un furgone, c'è un furgone. Sai mai che... Ho visto. Sai mai. Comincia volevo dirti volevo dirti Ferdinando, non sono quelli dello stadio, tanto per essere chiari, perché sai che adesso abbiamo il Mossad che ci sta dietro, non sono quelli del Mossad, siamo tranquilli rispetto magari a Udine. No, tornando invece alla cronaca, quello che accadrà qua, dicevamo poi, come hai detto tu, dalle 10 su TV12 continueremo a raccontarvi quello che accade direttamente qui a Gorizia con questa importante manifestazione, 7° raduno nazionale delle fanfare dei congedanti, chiaramente capofila la brigata, i veci della fanfara Giulia 1996, come si chiamano gli amici che abbiamo anche ospitato nel corso del Friuli in diretta sempre su TV12, arriveranno da 5 settori, si raduneranno qui all'interno del Parco della Rimembranza e come ho detto alle 10 ci sarà l'alzabandiera, tutta la procedura classica per quanto riguarda le orazioni e poi alle 10:45 inizierà la vera e propria sfilata con diciamo così 2 minuti tra una fanfara e l'altra e l'arrivo sarà previsto intorno alle 11:30, 11:40 in Piazza della Vittoria, dove lì poi ci sarà anche il carosello delle fanfare e noi continueremo insomma a raccontarvi quello che accade diciamo così, mantenendo uno spirito giusto, vivo, perché da voi non so com'è la situazione, ma qua minaccia pioggia, però sembra che per l'orario previsto il maltempo vada verso la Slovenia, ecco. Per il momento questa è la situazione da Gorizia. Va bene, Omar, grazie davvero. Quando c'è qualche aggiornamento, inizia a popolarsi, insomma, hai
qualcosa, ci rivediamo tra pochissimo. Grazie davvero Omar Costantini con Pietro Piccini e Giancarlo Celant. Ho visto Marco Stabile pronto, qualcuno scrive Marco Stabile mito assoluto e non dico altro. Mamma mia, Stabile uno spasso che sgaio. Bravi, si scrive, grazie per questa diretta, ci scrive Renata. Marco adesso non mi sente, ma andiamo subito da lui, poi gli racconterò di queste mail che arrivano. Prego. Ancora in diretta dagli ormeggi, diciamo così, a bordo di Ospica, team che arriva da Isola, dalla vicina Slovenia, quindi innanzitutto dobar dan a tutti, poi vado in inglese che è meglio, vieni con me, chi mi racconta qualcosa? How do you feeling now for the Barcolana? It's a moment of happiness not only for sale. Yeah, it was amazing evening, it was amazing night, and for today we hope for a bit more wind as it forecast, but it's good. È stato un momento di festa ieri sera, speriamo in un po' di vento per riuscire a fare la regata. Do you prepare something to eat, to drink? How's the situation? Yes, after half an hour we will eat something. We have some sandwiches and at first we will drink something because... Okay. Innanzitutto bisogna bere qualcosa, i sandwich arriveranno tra poco, ma vi faccio vedere una cosa che è molto importante, cioè il secchio della birra, cioè non il secchio dei pesci, il secchio della birra, Union e Staropramen, quindi un po' di Austria, un po' di Slovenia. C'è davvero di tutto. Ringrazio anche l'amico di Isola che mi sta aiutando a tenere insieme il gommone con la barca. Eccomi qua. What's your name? Vlado. Vlado, you are ready? We are ready. Of course we are. Yesterday, do you have fun? Oh, a little bit, yes. A little bit. Yeah. Okay. Thank you, have fun. Thank you. Grazie allora anche ai ragazzi di Isola e ti restituisco la linea. Allora, grazie a Marco Stabile, ancora tantissime mail, carissimi di Tele4, un salutone a voi tutti, un abbraccione in particolare a Marco Inglaro da Giuliano e Mariangela. Conosci? No? Presumo di sì. Va bene. Appena possibile torniamo da Gianluca Paladini. Hai un'altra vignetta che facciamo vedere? Sì. Gabriele, tra un po' si canta, te lo dico, adesso arriva con la Uti, guarda che è un macello dopo. Ora stiamo solo al riscaldamento. Cosa dice questa? Appena riusciamo a leggerla. Allora. L'altra Barcolana. Demo de Bolina? No, de Ribolina. Ribolina, questo senz'altro. E l'abbiamo visto molto bene. Questa è Arca, eccola qua, sì, dalle immagini in diretta che ci sta facendo vedere sempre Elisabetta Gessi che è insieme a Marco Stabile, si prepara Arca, vai pure, per avvicinarsi al campo di gara, al campo di regata, dove sappiamo sarà è già in attesa, credo, Prosecco Doc che ha preso il largo prima, l'avete visto in diretta dalle nostre immagini poco fa. Gianluca, secondo me, se ho visto da quelle immagini che ci ha proposto, sei vicino a Principe di Metternich? Dove sei? Sì, non so se è Principe... eccolo qua, ma che bravo che sei Ferdinando, come fai a conoscere tutti questi posti? Sì, che sono il Principe di campione. Metternich, al bar dove... lo so, beato te tra l'altro. No, qua la gente si sta preparando, ovviamente c'è un po' di pioggia che però non sta scoraggiando, devo dire che in ogni caso c'è musica, quindi il bar è già partito a fare un po' di festa. Signore, buongiorno, pronto per la Barcolana? Prontissimo. Allora, quando gareggia lei? Da quanto gareggia? Da quando gareggerò, è la mia prima Barcolana. La prima Barcolana? Non è triestino? Non sono triestino, sono vicentino e vivo a Firenze. Ma dai, ma che figo! Quindi è venuto qua per la prima volta per questa edizione della 56esima Barcolana? Esattamente, con un amico che da 20 anni porta un'imbarcazione qui a fare la Barcolana. Senta, sono veneto anch'io, no? E lei si è portato qualcosa per resistere tutto questo tempo, da mangiare, da bere? No, da mangiare poco, da bere soprattutto. Vabbè, per il carburante, no? Soprattutto, bisogna andare avanti. Abbiamo anche i bicchieri, questi bellissimi bicchieri. Quelli della Barcolana, quelli... Che è un bellissimo ricordo di questa esperienza. Va bene, siete pronti, siete carichi? Prontissimi, carichissimi, siamo un equipaggio di 12 persone, una barca abbastanza grande
contiamo nella categoria maxi di riuscire a farci vedere. Buona barcolana. Grazie. Signori, buongiorno, pronti per questa edizione della barcolana? Prontissimi. Lei gareggerà, sì? Sì, sicuramente. In quanti siete come equipaggio? 5-6. 5-6, non è la prima barcolana, occhio. Ne ho fatte diverse. Si vede che è uno che naviga. Sì, solitamente sì. Come si è preparato? Sul lago di Garda. Solitamente sulla... Acqua dolce. Noi siamo marinai d'acqua dolce. Però dovrete fare la vostra bella figura anche in acqua salata. Sicuramente. Noi siamo La fortissimi. facciamo sempre. Come la grappa. Come la grappa, la avete portata a bordo? No, non si beve. Come no? Bravi, oggi marinai, oggi naviga. Quando si beve, si beve. Non si può fare entrare. Beh, no, lei dice se vogliamo vincere. Giustamente. Oggi cattivissimi. Va bene, va bene. Neanche un prosecco, non aveva proprio niente. Niente, acqua. Acqua. Non gasato. Dolce. Salve, arrivederci. Ciao, arrivederci, buongiorno. Gianluca, allora, seguili, vi faccio perché non mi vedere fido. l'ultima volta, semplicemente. No, tu dici? No. Secondo me qualcosina hanno in Ci realtà. vuole, qui ci vuole... Però Dobbiamo comunque, perquisire. Prima ho visto un signore che caricava diverse casse di vino sopra. Perquisisci. Siamo di Tele4. Complimenti, bravo. Continui a guardare. Ci fanno i complimenti già per la trasmissione, quindi qualcuno ha capito che l'altra barcolana perché non l'ha vista da lì. È in diretta. È perché lui da lì non può averla vista. Fermo lì. No, infatti. Allora, Marco, torniamo da Marco perché voglio anche coinvolgere di nuovo Gabriele poi con noi qui in studio. Vai Marco. Ci siamo, eccoci qua Ferdinando. 8:42. Stiamo tornando verso il Mole Audace mentre vi abbiamo fatto vedere l'uscita in mare di Arca, di Furio Benussi, Gabriele Benussi, Luco Bressani, la barca favorita, inutile girarci attorno. Marco, guarda che è pieno di complimenti che arrivano per te via mail. È pieno di complimenti. Dicono che sei simpatico. Ringrazio, thank you Vala International. Ma che va? Come sempre. Ascolta, grazie a tutti. Marco, noi torniamo da qualche personaggio mentre si vede che non ti conoscono, No, dai. in effetti su questo non c'è discussione. Bisogna un attimo stare attenti perché c'è qualche onda creata dalle imbarcazioni, soprattutto a motore, quindi devo ogni tanto stare attento a Elisabetta che fa un lavoro difficilissimo. Attenzione a questi che escono, che sono bellissimi su questo Comet 770. Buongiorno comandante. Barca gialla che insomma nella flotta si nota comunque, anche se non di grandi dimensioni, fuori bordo per uscire in mare in sicurezza, sperando nel vento. Vediamo se proviamo l'abbordaggio anche così, che non è facilissimo ma forse ce la facciamo. Buongiorno signori, col motore sarà dura, riusciamo a avvicinarci qua un po' di più. Allora, quindi una barcolana, 4 in barca. Dovete urlare se non si sente. Gli obiettivi? Vincere. Molto bene. Siamo in scia di Arca, siamo su podio sicuri. Aspetta. In scia di Arca. Sento un accento veneto. Jesolo. Questi sono di Jesolo. In Cambusa cosa c'è? La cosa più importante? Sì, abbiamo prosecco. Siga. Prosecco. Caffè. Pasta asciutta. Focaccia rigorosamente artigianale. Bene. E caffè. Frutta e verdura. Molto bene. Questo insomma, vabbè, ok. È un salame, queste sono le cose importanti. Dicevate, puntate a vincere assolutamente. Adesso ci mettiamo lungo la scia di Arca e poi gli diamo un colpetto e passiamo davanti. È normale. Quindi lei è lo stratega, lui è il comandante. Simone, il comandante come si chiama? Daniele il comandante, forza per l'imbarcazione gialla di Jesolo. Come? Lulabet, Arca 8 perché Lulabet si informa, attenzione. Grazie, divertitevi. Come vedete sullo sfondo, riusciamo ad andare vicino anche a agli angeli della sicurezza, li chiamano così, no? Questi sono le moto d'acqua dei vigili del fuoco, c'è anche la polizia. Senti, conosci una Heidi di Muia? No, però è una che scrive anche al Caffè dello Sport, Heidi, quindi bisognerà capire chi è. Infatti, io lo dico per te, troppa roba, stabile un mito. Cioè, stamattina è tutto così, Marco, tutti i complimenti per te. Sì,
Beh, ma tu lo sai che io sopra i 75-80 sono imbattibile, no? Cioè in quell'età Marco, sono però, un Latin Love, cioè la spopolo, Mi no? corre l'obbligo di dirti un'altra cosa, però, che si firma Heidi, ma la mail arriva da un tale Giorgio, io te lo dico. Poi fate voi, io non voglio più sapere niente. Ovvio, cioè, non voglio più sapere nulla, Un saluto dal Mola Audace! Chi è? Un saluto in diretta su Tele4, dai! Evviva! Dai, un po' di entusiasmo, dai! Capì che non aveva ancora bevuto un bicer, ma insomma, dai! Entusiasmo! Varcherò. Abbastanza, più o meno. Dai. Andiamo dagli amici... Questi un po' meglio, dai, coraggio, ma che non su, ti poco de sentivano Borbì. là lì, dai. Allora, andiamo dai Vigili del Fuoco, perché noi siamo Guardia Costiera, vicino c'era anche il mezzo dei Vigili del Fuoco, questi sono della Guardia Costiera, le moto d'acqua che in regata sono pronti a intervenire per qualsiasi problema, per qualsiasi situazione, diciamo, di complessità. Buongiorno alla Guardia Costiera! Buongiorno, siete in diretta, vedete il mezzo, il gommone, le moto d'acqua, vicino c'è anche l'imbarcazione più importante, quella che pattuglia anche in alto Adriatico per Marco, aspetta situazioni, lì. diciamo, di maggiore complessità. Buongiorno e buon lavoro! Aspetta lì, Gabriele. Ecco, vedete la moto d'acqua della Guardia Costiera. Poi c'è anche la Polizia di Stato, no? Che di solito pattuglia sempre con moto d'acqua. Ti sei pentito di essere venuto questa mattina, vero? Anzi, mi godo. Come Marco no? Stabile in gran forma, poi spazia dal triestino allo spagnolo, Hai quindi visto? veramente Beh, è inglese anche. Inglese. Sì, poi sì. abbiamo visto, ci hanno provato pure con Paladin, un signore di Chicago che poi in realtà era tiroiano, credo. Però insomma, cos'hai? Ha preso al balzo la Vai, persona del Comet vai, 770 giallo. Il Comet? Sì, il Comet 770, adesso vediamo. No. L'altra barcolana cosa dice? Riusciamo ad andare a questi di Pisa? Vediamo se inquadra. Allora, Come fa a sapere che sono di Pisa quelli di una barca? Non lo so, ma adesso ci andremo. Gli ho messo i foil al mio Comet 770, ma va ancora più lento. Secondo me è tua moglie che pesa troppo. Dai che adesso... Insomma, questa no. Mamma mia, con questa rischi. Rischio. Quali altre che abbiamo saltato? Perché ne hai prodotte tantissime. Tra l'altro quello che mi colpisce, Ferdinando, tutti gli intervistati da fuori Trieste. Sì, cioè, è veramente visto. impressionante come la stragrande maggioranza ormai di imbarcazioni. Ma è bellissimo. Prima diceva uno da Bergamo, uno da Padova, uno da non so, no? E quindi si erano ritrovati, uno da Mantova, quindi erano tutti insieme sulla barca, evidentemente amici, che si sono ritrovati. Tanti no? amici che hanno la barca che invitano gli amici da fuori, così si ritrovano tutti qua. E come una adesso non festa. c'entrano la cena di classe, non riescono a ritrovarsi dopo tanto tempo, magari sono dispersi all'estero, in Italia, e poi si ritrovano. Ricamo a mezzo punto per la barcolana, regalato a un'amica per ricordare la nostra città per questo evento. Ci scrive Rosanna, beh, stupendo Guido, riesci al volo a farlo vedere con Enzo? Un ricamo fatto a mano. Eccolo qui, ci mandano tantissime foto anche già in questa mattinata, purtroppo non sono riuscito a farle vedere tutte. Chi ho interrotto, Gabriele? No, sul fatto appunto che io non so le statistiche quali siano, ma dalle interviste di Marco sembra veramente che il 90% delle barche arrivi da fuori, quindi questo conferma come ormai la barcolana sia diventata non più un evento locale o non solo, ma un evento nazionale e internazionale. Grande Marco Stabile, simpaticissimo da Bianca. Aspetta che devo controllare. Marco, mi senti? Se questa Bianca è... L'equipaggio... Sì, Ferdinando, Marco, non eravamo allora... in diretta, adesso l'ho capito, siamo con l'equipaggio riminese con un'imbarcazione molto performante nelle altre categorie, perché non c'è solo la gara di testa, dobbiamo rifare tutto. L'armatore ci racconti. Salve, buongiorno, siamo di Rimini, imbarcazione Loreo, Solaris 36. Bene, obiettivo di regata? Sempre andare al meglio, max performance. La vostra categoria qual è? Categoria 3, 36 piedi. Categoria 3, 36 piedi. Esatto. La lotta nella lotta della barcolana, delle varie categorie, delle varie classi che chiaramente combattono al loro interno. In cambusa cosa c'è? Poco. Voi siete seri? Molto leggeri, c'è poco vento, quindi minimo indispensabile. Bene. Divertitevi, sto dicendo tutti così nessuno si offende. Mi giro da questa parte, se magari riesco a raggiungere qualcuno anche di questa imbarcazione. Buongiorno carissimo, posso parlare con lei? Al volo, dai, ci racconti della barca e dell'equipaggio. Ti chiamo l'armatore perché sono un super ospite. Sei un super ospite, dove sei il capo? Armatore, in diretta su Tele4, chi sei il boss?
Chi è il boss? Ah, Slovensko, vieni Slovensko, parleremo in inglese, dai. Ajde. We gonna speak English? Slovensko, e parla sloven. Živio, dober dan. Barkolana, grande festa. Velik praznik bo to, ja, seveda, in z veseljem smo se tega udeležili. Tako, prihajamo z Izole in uživamo na morju. Ne vem, ok. Molto bene. Non ho capito niente, ma c'è Colautti, a parte Isola, non ho capito se c'è Colautti, traduce lui che sa più lingue. E che vengono da Isola, credo. Credo, non sono sicuro. Super praznik in ne moremo ne biti tukaj. Tako da smo Venite da Isola, questo ho capito. Ja, z Izole prihajamo, tako jaz živim v Ljubljani, ampak imam čudovito posadko tu in čudovito situacija je tukaj, tako da ne bi mogli mankati. Bene, divertitevi, grazie, vengono da Isola, nell'equipaggio ci sono tante persone slovene anche di Lubiana, tanti ospiti, questa è un'imbarcazione grande che quindi fa la barcolana chiaramente anche per dare la possibilità a tante persone di partecipare all'evento. Grazie ancora a Andrea Sebastiano che stanno facendo delle manovre incredibili per permetterci di fare quello che stiamo facendo. Marco! Sembra facile ma non è facile per niente. 8:52 in questo momento, quindi 1:40 la partenza, poi ci deve aggiornare anche un po' sulle condizioni meteo. Guarda che ha scritto Heidi, che poi si chiama Giorgio, e dice che sono quel che per il carnevale ha mangiato 3 caprette, dice, quindi evidentemente vi conoscete o ti ha riconosciuto. Bianca che ti ha detto simpaticissimo, grande, è Bianca veramente, la mittente della mail, quindi insomma è un dato positivo. Saluti sinceri, complimenti da casa dopo tanti anni a terra nello stand istituzionale. Ciao a tutti da Maurizio Iannarelli. Maurizio che quindi era allo stand, immaginiamo, della Polizia di Stato. Grande Maurizio, un abbraccio a tutti. Gianluca, con te subito un flash perché so che poi vi dovete spostare. Hai una scaletta perché insomma d'altronde come tutti sanno dall'anno scorso l'altra barcolana abbiamo un anno di riunioni, no, per programmare la scaletta nel dettaglio, no, come sanno tutti coloro, giusto Gianluca, no? Hai una scaletta ricchissima. Stiamo facendo tutto nel dettaglio, Quando si improvvisa, diciamo, con la ormai. scaletta ovviamente, Ferdinando quando si improvvisa, ma si improvvisa con le scalette ovviamente. Adesso però Ferdinando sono tutti quasi andati via, mi hai ceduto la linea troppo tardi. Signora, buongiorno, Era per prima renderti tutto volta più che fa la difficile. regata? No, non è la prima volta, sono anni che vengo a fare questa regata. Si vede che lei è proprio non triestina. però. Non sono triestina, sono vicentina. Vicentina anche lei, ho incontrato un suo collega Davvero? di città prima. Mi fa piacere. Siete forniti di cibo, bevande? No, noi siamo proprio regatanti puri, mangiamo poco e regattiamo. Sportivi? Sportivissimi. Veniamo per correre. Per correre. Però abbiamo una barca molto piccola, una delle più piccole. Però organizzati per provare a fare il meglio. Esattamente così. Siamo parte di una flotta, che è la flotta, anzi classe Meteor, che anche ieri ha gareggiato, ha fatto la One Design, e oggi cerchiamo di giocarci anche questa barcolana. Allora in bocca al lupo. Grazie. Una cosa, l'armatore, su cui io sono ospitata, e lui è Massimo. Massimo, molto piacere. Il caffè è corretto? Non ancora. Non ancora. Ancora, Tocca no. graspa serviria per... Non è ora. Ancora un'ora. Pronto per questa gara? Sì, dai. Sembra... In bocca al lupo. Buona Prontissimo. colazione intanto, signori, allora. Grazie a voi. Arrivederci. Andiamo dentro? Andiamo dentro? Entriamo, sentiamo anche i signori un attimo. Ragazzi, vi disturbo per questa colazione, ma siete pronti per partire per la barcolana? Sempre pronti. Navigherete o mangerete basta? Noi siamo tedeschi, tre fratelli. Deutsch. Complimenti. Grazie. Non parlo tedesco. Io non parlo l'italiano. Però du bist sympathisch. Anche tu, grazie. Danke. Veloce. Allora, buona barcolana. Ah, siamo qui per ogni anno, per la barcolana. Il fine dell'anno per la nostra barca. Avete fatto l'Oktoberfest e poi siete venuti qua? No, Oktoberfest no, preferisco Italia. Grande, No, che Oktoberfest, carino, dai, ci sta. No, io bevo birra, ma non all'Oktoberfest. Senta, ma come si fa colazione qua? Se puccia il panino nel cappuccino, come funziona? Questo è ottimo per noi. Ah no.
forte. Potrei anche provarlo anch'io un giorno, dai. Non sarebbe male. Ma durante la barcolana non possiamo mangiare, siamo molto in lavoro. Impegnati, sì. Sì, immagino. Signori, siete simpaticissimi, grazie. Buona barcolana. Hai visto Ferdinando che abbiamo beccato anche dei tedeschi, di cui uno che parla benissimo italiano. Insomma, abbiamo anche scoperto una colazione tipica, il panino col salame, il formaggio e il cappuccino da pucciare dentro. Quasi quasi un giorno ci proverò. Ne approfitto, Ferdinando, per dirti che secondo la mia scaletta ora mi sposterò, staremo sempre sulla costa ovviamente, e poi magari saliremo. Gianluca, la mia scaletta. Non scherziamo, che si sappia, non c'è nessuna scaletta, noi siamo persone serie, cioè, quindi va bene. Gianluca, io ho una scaletta in testa. Ecco, almeno quella dice. Vabbè, Gianluca, dove vai quindi ora? Adesso mi sposterò, credo, vediamo di fare un giro a Barcola, poi avremo anche il ferroviario e il Kral che ci aspettano perché delle persone arriveranno negli storici stabilimenti per assistere alla regata, quindi insomma ne vedremo delle belle, ci vediamo fra un po'. Gian, ti devi vendicare non solo con me ma anche con Colautti, poi te lo devo dire, così. No? Poi ti racconterò, quindi preparati perché Colautti sta per arrivare. Va bene? Va bene. Oh, qui ci scrivono. Va bene, siamo pronti. Zero goduria, vedere quanto se diverti a Varino. Marco Grande, da Catania ci scrivono. Meraviglioso. Ciao Ferdinando, vi seguo in diretta dalla tua meravigliosa Catania soleggiata. Renata, ho capito Renata, sempre nella splendida Catania in viaggio, quindi mi fa piacere. Eccola qua, ci ha mandato alcune foto. Non so se è zona di Ognina, ma insomma queste sono le immagini che ci ha inviato Renata da Catania che ci sta seguendo. Troppo simpatico Paladin, che spettacolo, mi date tanta allegria e il meglio deve ancora venire. Sì, assolutamente, perché anche noi, come coloro che hanno passato la notte in barca o a terra, siamo un po' lenti questa mattina al risveglio, ve lo dico. Complimenti anche a Gianluca, ci scrive Serena. Gabriele, e poi andiamo con le vignette. Tu dicevi un po' sarà anche qui da vedere perché se manca il vento, però tra poco credo che Marco ci darà un aggiornamento sulla situazione meteo, no? Anche per capire come sarà, perché poi chiaramente sono avvantaggiati coloro che hanno più vela, quindi insomma la sfida tra 2, forse 3, no? Abbiamo detto. Beh, insomma i favoriti sono quelli, quindi mi sembra che ci sia vento, che non ci sia vento, difficile che si inseriscano altre barche, anche se forse nel corso della mattinata dovrebbe aumentare un pochino, almeno così dicono le previsioni, però adesso anche sono appena arrivato, veramente non si muoveva una foglia. Quindi... Tu sei stato a bordo, no? A volte? No, a bordo un paio di volte, sì, qualche anno fa. Tra l'altro una bella barcolana ventosa era stata. Quindi anche rapida, diciamo così. Sì, assolutamente. Sono le 8.59 in questo momento. Marco Inglaro per l'altra barcolana, anche perché poi quando andiamo da Stabilo da leggergli una mail. Prego. Cosa dice questa? Dice, e com'è? Bisogna vederla però. Sono sta amiche che ho detto che volevo una giornata ventosa. Sono sta mi? Vai. Una giornata ventosa, eccola qui. Eccomi. Sono sta mi che ho detto che qua che vol, cos'è che c'è scritto? Io non vedo. Una giornata ventosa. Devo rassegnarmi, sono ceccato. Ci vuole una giornata una ventosa. Triste battuta sulla ventosa. Ed ecco la giornata ventosa. Ciao Marco, sei di una simpatia unica, una tua ammiratrice di Pordenone sotto i 70. Poi questo gliela diremo. Andiamo da Marco, dai. Che gli ricordiamo Heidi. Buongiorno signori, buongiorno, in diretta su Tele4, buongiorno, ci raccontate un attimo della vostra barca, del vostro equipaggio, obiettivi, il comandante? Vieni comandante, Daghe, eccoci qua, pronti, mole audace, lato di dritta, come dicono quelli bravi. Venga qua che altrimenti non si sente del microfono, io cerco di, anzi se mi dai la mano, grandissimo. Ale, ci racconti tutto di barca equipaggio. Barca, Pagnotta, un Solaris 40, l'equipaggio sono questi ragazzi qua, tutti dalla Romagna, a parte abbiamo anche due australiani, sì, tattico australiano, e il nostro obiettivo è divertirsi e fare una bella regata. Benissimo, quindi divertimento innanzitutto, le chiedo quello che chiedo a tutti, le cose più serie, cosa c'è in cambusa? In cambusa c'è di tutto. Vino, birra, prosciutto. Avete portato anche la piadina?
No, la piadina non l'abbiamo portata. Molto bene. Perché Il vino non manca. Non manca. Che Quello. vino, visto che si tratta di L'abbiamo Romagna? preso qua. Preso qua. Sì, meglio. Benissimo. Allora, buona regata, divertitevi, soprattutto divertitevi, quello è l'importante. Grazie anche agli amici romagnoli, mentre vedete che pian pianino qui alle nostre spalle si iniziano ad imbarcare anche i giornalisti, i fotografi che usciranno in mare. A te Ferdinando. Grazie Marco Stabile con Elisabetta Gessi. Intanto arrivano altre mail, qui è Alberto, devo dire che si chiama Schettino, diciamo, è una nota. Beh, io è un caso. No, grazie Alberto, scherzo, comunque questo è il cognome. Buona fortuna a tutti i partecipanti, che vinca il migliore. Vi invio la foto signori. di Luna piena in visione alla Galleria Rettori Tribio. Ciao, complimenti per il reportage. Marco, sei sceso? Ah, no, non è, sì, è a terra, ma in realtà... Sì, ci sono. Ma sei sulla diga? Eccoci qua Ferdinando, siamo sulla diga perché ci sono imbarcazioni ormeggiate anche qui, è un po' un unicum perché sulla diga imbarcazioni ormeggiate in Barcolana non le avevo mai visto. Ecco qua un altro equipaggio, mi metto qui, buongiorno signori, chi è il boss? Venga qua allora che si vede in telecamera, si metta qui davanti, tanto l'importante siete voi, aspetta che non mi ammazzo. Buongiorno, ci racconti imbarcazione, obiettivi? Allora, oggi è arrivare prima degli altri Giro 34. Questa imbarcazione è Giro 34, di quella fatta da Cino Ricci per il Giro d'Italia. Ne abbiamo 3 e oggi, come l'anno scorso, vorremmo superarli, arrivare insomma in una buona posizione. Come l'equipaggio da dove? Da dove venite? Qui è allora Trento, poi abbiamo il lago di Garda, abbiamo Padova, abbiamo Frosinone e abbiamo anche la Toscana. Benissimo, buona regata a tutti, bravi, divertitevi soprattutto, divertitevi, qui è gente seria, gente che è regata per la categoria, io mi sposto, mi segue l'equipaggio pian pianino, dobbiamo stare a una certa distanza perché sennò il microfono radio non tiene, per andare a vedere gli altri scafi che sono al momento all'ormeggio sulla diga e che partiranno a brevissimo per andare sul campo di regata. Se questo la preparavo non ci avrei nemmeno pensato si potesse fare, spero che il microfono tenga. Sì, tiene, sì. Vai. Eccoci qua. È bellissimo anche vedere la diga. Amici. Buongiorno signori, in diretta su Tele4, la telecamera è lì, salutate un attimo, dai che... Raccontateci, aspetta, qua c'è il comandante, adesso arrivo dal timoniere, chiediamo. Così devo dire. Buongiorno comandante, allora ci racconti, imbarcazione equipaggio, la camera è lì. Imbarcazione Cucca, l'equipaggio siamo tutti dalla Romagna. Si sente, grandi. Speriamo che ci vada fatta bene, dai. Ecco, obiettivo della regata? L'obiettivo ce l'avevamo ieri sera e non li abbiamo raggiunti. Qual era? Nel senso che avete bevuto troppo o troppo poco? Noi troppo poco, qualcuno troppo, quindi siamo un po'... però in media siamo giusti. No, l'obiettivo è... fare bene, non sbagliare niente, sbagliare meno degli altri. Good start, better bolina, allungamento. Molto bene. Sotto in cosa c'è? Abbiamo votato tutto. Già fatto. Non sono a posto. Grazie ragazzi, divertitevi. Io vado avanti qua tra una bitta e l'altra a vedere chi riesco a incontrare in questo... Aspetta Marco perché ti stiamo perdendo. Adesso ti raggiunge il gommone così solo? Si avvicinano le frequenze. Vai. Carissimo. La telecamera di là, siete in diretta su Tele4? Cos'è il latte? Questi conoscono il nostro comandante. Ci raccontate della serata? Non tutto. Lungo le rive a guardare le cose più tecniche che ci potevano essere sulle vostre bellissime esposizioni di bancherelle. Da dove venite? Padova. Siete solo in due però. Ma è pieno di padovani, No, l'equipaggio è formato da due. Cioè lui è il timone e anche quello che dà gli ordini a tutto quello che c'è da fare. Bravissimi. A cosa puntate? A finirla. A finirla, bravi, così si parla. Attenzione che qua la scavigliata. Qui ci scrivono altro che Jalappa, se siete forti ci permettete di partecipare con allegria dal divano, no? Tutto il contorno della Barcolana. Grazie, ci scrive Erika. Andiamo avanti perché qua è lunga. Buongiorno Mamma signore. Mia. Mamma mia. Buongiorno. Stabile. In diretta su Tele4. You came from? Ah sì, Marco. From Germany, Österreich and equipaggio misto. Austria, Germania. E chi ne ha più? Speriamo ci sia qualcuno dalla Ungheria. Slovenia, anche così la tua intervista. One moment. Una donna, così cambiamo un po'. Can you talk about your experience in Barcolana?
Ich bin begeistert. I'm super excited to be here, to be part of it, and together with Mario, and yeah. Molto eccitati dal fatto di essere qui insieme a questo equipaggio. Salutiamo anche questo signore, the camera is over here. What do you think about the Barcolana, the experience, not only the regatta? It's a perfect experience. Thanks for this. We have a lot of fun. It's a good week. Quindi si sono divertiti tanto, Ungheria, Austria, Germania, un po' dappertutto, Francia, di tutto, un equipaggio internazionale. Do you come from? Austria. Austria. Yeah. What do you think about Barcolana? Now it's the 10th time for me. It's a wonderful experience. It's one of the best places in October. Benissimo, uno dei più bei posti in ottobre, una grande non c'è esperienza, dubbio, non c'è ci dubbio, divertiamo, decima Barcolana, have fun! Marco, Scendo. Ciao. fermo lì perché è incontenibile come sempre, ma ragazzi, Marco è Marco e quindi dobbiamo godercelo in questa maniera, perché come può raccontarci lui tutte queste emozioni, questa giornata non ha pari. Quindi, siccome avevo la pubblicità 7 minuti fa, poi Marco, quando torniamo vorrei capire un po' com'è il meteo, va bene? Me lo fate vedere così in questa immagine stupenda, Sì, certo. Romantica. Certo, sì. Betta, Adesso risalgo a bordo, riusciamo forse a lì prenderlo riesco a a figura risalire, piena per vedo far vedere un anche muletto. il pericolo che corre in questo momento Marco Stabile. Sì. Guardatelo. Sì, guardatelo. Sì, Fermo è lì. tutta una questione di bit qua. Marco, ci piace ricordarti buongiorno così. signori, buongiorno, Dopo la pubblicità, have fun. a tra poco. Sì, in effetti. Lui mi sente? Allora, sì, sono le 9:10 che Marco Stabile parte, cioè, No, non è so, che- so, ma lo cioè noi fermiamo. possiamo provare, Marco, se certo. tu vuoi interagire con l'altro Marco, Sì. però ci proviamo, ma insomma lui parte, poi dopo... C'è Gorizia. Allora, vedo Omar Costantini con Pietro Piccin, Giancarlo Celant da Gorizia, ma Omar, qualcosa sta succedendo? Sì, allora chiaramente in questo momento è arrivata la brigata alpina taurinense, la tridentina, stanno facendo le prove tecniche, come si dice, in vista di quello che accadrà fra un poco meno di un'ora, quando entrerà nel vivo la vera e propria cerimonia. Qui abbiamo invece, che prima ho dimenticato, ahimè, di non citare, la brigata Cadore, e è arrivato qua il comandante, il quale la vediamo già pronto, insomma sta attendendo i suoi colleghi. Esatto, certo. Dovrebbero arrivare minuti, sì. Ecco, dall'accento immagino che arriva dalla zona del Veneto. Bassano del Grappa. Bassano del Grappa sono presenti qua. Come diciamo brigata alpina Fanfara Cadore, quanti siete presenti a Gorizia? Presenti a Gorizia siamo una 60. Comunque la Cadore è composta da circa 90 elementi circa che si alternano. E dopo vi vedremo anche voi nel carosello, insomma, che seguiremo poi in diretta dalle 10. Si sta animando comunque Ferdinando la piazza, stanno arrivando anche persone, insomma io adesso cerco di beccare anche altri amici. Chiaramente se dovete staccare con la Barcolana noi becco già il presidente della sezione ANA di Udine, l'amico Ermacora, che eccolo qua. Buongiorno Presidente. Allora in attesa dovrebbe arrivare anche Verdoliva tra poco, il padrone di casa che sta arrivando. Allora ti vediamo ancora con la Dunata 2023. Ah sì, certo, oramai questa qui è una seconda pelle, è diventata difficile dimenticare un'esperienza come questa. Ecco, un importante è anche questi raduni, no? Perché ogni tanto noi confondiamo la Dunata è quella nazionale e non si discute. Questi sono raduni ed è importante ricordare che ci sono anche le fanfare, no? Sì, sono raduni, i raduni nazionali di tutte le fanfare, ormai di tutte le brigate, di cui 3 sappiamo benissimo che non esistono più. Questa qui che abbiamo appena visto fare delle prove, quella della tridentina, che poi tra l'altro è la fanfara che ci ha rappresentato come ANA
alcuni anni fa a Mosca nelle riaduno delle fanfare del nostro mondiali, e hanno fatto una figurona, perché questi qua sono veramente bravi. Sono sempre da queste parti. Ma certamente, ci mancherebbe, che non possiamo dimenticare che comunque siamo in Friuli e che la nostra brigata è metà della nostra vita. Questa è una cosa importante. Senti, come Udine approfittiamo, cosa bolle in pentola per quanto riguarda gli altri raduni? No, adesso Udine in questo momento sta rifiatando, no, anche perché l'esperienza della Dunata è stata importantissima e ci ha un po' sfiancati. Adesso ripartiamo prossimamente, vediamo. Ci sono molte idee da poter Tu sai che quando hai le novità sai chi chiamare, no? Citofonare sai dove. Bene. Citofonare a voi, va bene, lo faremo volentieri. Allora, grazie al presidente Ermacora. Adesso vediamo se riesco a beccare al volo il presidente Verdoliva, che è il presidente della sezione ANA di Gorizia, giusto per vedere al volo, e poi vi ripasso immediatamente la linea. Allora, Presidente, siamo in diretta, eccoci qua, Presidente, eccolo. Allora, proprio al volo, perché devo passare poi la linea ai colleghi di Trieste per la Barcolana. Ultimi dettagli? Ieri sera abbiamo fatto il punto della prima giornata con le fanfare che si sono già esibite in Piazza della Vittoria, e a conclusione del pomeriggio la fanfara della Cadore ha fatto il carosello, molto molto apprezzato dal pubblico presente. Ieri sera poi abbiamo fatto il concerto all'Auditorium, ogni fanfara si è esibita con alcuni pezzi, e poi c'è stato il gran finale con le aliquote di ogni fanfara che hanno concluso la serata. Andata molto bene, avevamo l'auditorium quasi al limite della capienza, molto molto apprezzato, e siamo contenti. Oggi il tempo tiene, e che è la cosa più importante, avremo un'altra bella giornata di alpinità, di musica, che è anche cultura, proprio in previsione anche di quello che sarà il prossimo anno la capitale della cultura europea, Gorizia, Nova Gorizia, 2025. Bene, grazie al Presidente Verdoliva. Io mi devo ibridare perché mi è caduta la linea del telefono, ripasso la linea a Trieste per la prosecuzione. Noi siamo sempre qui con la finestra aperta da Gorizia. Va bene, grazie allora a Omar Costantini, Giancarlo Celent e Pietro Piccin. Ha fatto un errore gravissimo Emanuele Sergi, il nostro regista, invece, che da Udine, grazie ai tre che vi ho appena citato, dalle 10 trasmetterà il raduno su TV12, che si slinkerà a quel punto da Tele4, che invece continuerà con l'altra Barcolana. E l'errore è quello di averci mandato la foto all'esterno di uno stadio che è la nostra sede, la possiamo far vedere, Guido, di TV12, ci ha mandato la foto, il selfie, e noi quindi lo facciamo vedere. Emanuele Sergi, eccolo qua, che tra poco seguirà la regia, però come vedete è presidiatissimo lo stadio in attesa di Italia e Israele. Questa è una piccola componente che già citava poco fa Omar sul fronte della cronaca, insomma, perché va ricordato anche questo aspetto con grande attenzione. Devo salutare una persona, prima vuoi dire? Marco. Chi è? Marco? Marco Stabile, adesso vado da Marco, perché ogni volta che io urlo Marco per cercare di farmi sentire e fermarlo, vedo Inglaro che giustamente, perché si chiama Marco anche lui, non per altro, no? Quello lo facciamo vedere dopo. Riallacciarmi, glielo facciamo vedere dopo. Dopo. Riallacciarmi alla mail del signor Giorgio. Giorgio, che sarebbe Heidi. Ero presente al fattaccio, anche lui era presente al fattaccio. No, il fattaccio. Noi avevamo bisogno di un po' di serietà questa mattina, perché e quindi chi è arrivato alle 9:16? Alessio Colautti, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Bentro, finalmente porti tu un po' di serietà oggi. Sì, no? Anche se devo tenere gli occhiali scuri, perché anche per me è stata una nottata intensa. Ecco, no, questo però me lo ricordo anche l'anno scorso. Ma cosa combini tu? Cose che voi umani. No, ieri sera ero a seguire i Bandomat nel pre-Barcolana, perché come sempre poi la Barcolana ha questo aspetto ludico, no? Vagamente. Io non me ne sono mai accorto. No, infatti, è proprio pura tattica velistica, pura. Sì. No, la domanda sorge spontanea. E far ubriacare l'altro equipaggio, no? Certo, Così poi batterlo. No, mi domandavo, avete qua, c'è la Jessi sul gommone con ma Bosazzi, dove si infrasca Bosazzi? Il tema è che non lo so.
Dov'è questo è Bosazzi? abbastanza... Dov'è Bosazzi? È sul faro della Vittoria. Non lo so, tu dici immolato, tu dici in qualche Sì, maniera... al posto sopra l'ancora dell'Audace, non so dove sia. Allora, secondo me dobbiamo continuare a citarlo perché gli fischino le orecchie, ma sono sicuro che è là a guardarci, perché no? Schiuma vorrebbe essere qui, secondo me. Immagino. No? Perché Immagino. vuoi immaginarlo in barca, Bosazzi? Sì, come no, certo. No? Cioè, ma lo Sicuro. vedo sul Tamigi Lo a Londra. skipper. Sul Esatto, Tamigi. sul Tamigi al Sul mare. Tamigi, come la regina Elisabetta. Sul Tamigi al Sul mare. Tamigi, me lo vedo. Gabriele, tu sentiti libero, nel senso che se vuoi lasciarci io ti comprendo, tra una perché, ventina di minuti. perché sei una persona Dobbiamo seria. aprire il computer in redazione. Perché devi cominciare sì. Piano piano. A scrivere pianino, Sì, con ma di che calma. ti preoccupi? No, non no, sarà che- lunga. Allora, c'è una richiesta, poi Stabilone, quando lo sentiamo ci andiamo. Buongiorno a tutti, sprendi un grande abbraccio all'Alpino Verdoliva, ci scrive Roby, vedi che noi abbiamo aperto una finestra anche su Gorizia. Andiamo con Marco e Elisabetta, vai Guido, pronti? Subito Stabilone e poi torniamo da lui anche tra pochissimo per un altro aggiornamento, vai! Allora, ancora in diretta nel documentario l'uscita delle barche a vela dal bacino del Porto Vecchio, Molo Zero lì dietro, lì c'è il Generali Convention Center, qui ci sarà il famoso futuro del Porto Vivo, qui dovrebbero arrivare gli alberghi e il marina. Intanto è stato un utilissimo ormeggio aggiuntivo per chi partecipa alla barcolana. Abbiamo visto prima uno scafo giallo, qui c'è uno scafo invece di colore rosso che salutiamo all'uscita dal porto in diretta su Tele4, numero di Bascone 484 e vedete quanti hanno preso ormeggio in questo punto, tra l'altro particolarmente protetto anche dalla diga. Veramente un'immagine spettacolare, quella che stiamo vedendo in questo momento, delle barche che escono, che vanno in direzione della linea di partenza ovviamente alle 10:30. Attenzione, perché se questa mattina, come diceva giustamente Elisabetta Gessi, c'erano 2 nodi ad aria, adesso io direi che non c'è nulla. E quindi il vento azzarderei che è un po' calato. Le condizioni dal punto di vista atmosferico sono migliorate dal punto di vista del cielo, nel senso che le nubi stanno andando verso il Carso, verso la Slovenia, si sta aprendo un po' di sole in questo momento, mentre vediamo manovre in uscita di time out, imbarcazione che batte bandiera tedesca. Buongiorno carissimi! Buongiorno carissimi, adesso arriviamo all'abbordaggio per farvi raccontare in diretta su Tele4 chi siete. Time out la barca, obiettivi? Perfetto. Tutto perfetto, have fun. Grande party, big party a bordo, quindi l'obiettivo è divertirsi. Andiamo vicino a questo signore che magari riusciamo a farlo sentire meglio perché è in una posizione un po' più ravvicinata, mentre lì c'è anche una barca con la bandiera con il leone di San Marco. Do you speak English? Yes. Can you talk about the boat, the guys that are here and your goal for the regatta? We have the best team here and we want to achieve the first place. Bene, si lotta per la vittoria ragazzi, qua si lotta per la vittoria. Inquadriamo l'equipaggio in pozzetto che nel frattempo si sta scatenando con una serie di selfie e gli auguriamo buon divertimento. Have fun! Thank you, grandissimi. Vedete chi ha già issato il fiocco, in questo caso dietro a noi. Esce il sole, come vedi Ferdinando, sta uscendo il sole in questo momento. Il vento è, azzarderei, non dico assente, ma quasi, forse un nodo e mezzo, qualcosa meno, però insomma vedete qui di fiocco leggero qualcosa si riesce a fare. Ferdinando, adesso mi avvicino nuovamente anche a questa imbarcazione già invelata, così magari riusciamo a strappare anche una battuta da chi di vela mi sembra ne sa più di qualcosa. Subito in manovra, vedete che la vela è un po' scarsa di vento e quindi bisognerà andare presto in manovra. Questa è la visione però di Porto Vecchio / Porto Vivo, e qui sullo sfondo ci sono le future aree destinate in teoria a spiaggia e lì dietro il faro della Vittoria. Ferdinando, ti restituisco la linea. Che meraviglia! Marco, torniamo da te tra pochissimo. Qui ci scrive Laura: vorrei raccontarvi la mia emozione personale riguardo l'evento Barcolana, una mia canzone nata quasi di getto sull'onda dell'emozione. Insomma, ci ha mandato un link che poi vediamo se riusciremo nel corso della mattinata anche a sentirla. Allora, Alessio, tu sei venuto sguarnito, no? No. Io aspetto che partano Chi? prima. La Barcolana? Sì, cioè, il c'è il
colpo di cannone e poi quello, quello di fisarmonica, là, diciamo. sì, certo. Va bene, allora Gianluca, so che dobbiamo volare da te con Alessandro Carelli, vai, che succede? Sì, guarda Ferdinando, stavo pensando di abbandonare il lavoro, abbandonare la diretta e partire con loro. Che ne dici? Tanto c'è già Marco Stabile che insomma ci fa divertire molto. Io sono salito in barca pronto a prendere il largo. Siete pronti anche voi? Ma guarda, i salami ce li abbiamo, le scioppette anche, vino l'abbiamo portato, adesso diamo solo un'occhiata se abbiamo le vele, dopo penso che ci siamo. Piccolo Ora siamo con Luca, Gianni, Giovanni, come si chiama la signora che siete trio? Con Laura, con altro Giovanni, insomma un grande equipaggio pronto a partire, pronto anche a mangiare bevar perché armatore. Serve anche questo. È fondamentale, questo è lo spirito della barcolana, che una volta si chiamava Coppa d'autunno, che assolutamente è importante perché io ritengo che sia la giornata dell'orgoglio armatoriale e quindi è importante esserci. Siete carichi. Belli carichi di provviste e di adrenalina. Dov'è il prosecco? Abbiamo anche il prosecco, Doc. Malvasia? Malvasia no, Refosco. Boh, se buono anche quello, un po' che graspa. Graspa, quella non manca mai. Da Veneto potrei apprezzare. Ma c'è un altro Veneto, attenzione. Eccolo qui, aspetta che qui se casco ragazzi è la volta buona che facciamo due risate. Allora Giovanni, come va? Da Dio, siamo nel paradiso della vela, la città più bella dove io quando posso vengo qua. Ma sei di Venezia? Sì. Mi sono di Treviso. Bravo, tutti razza Piave. Tutti la mi sento, Ferdinando, mi sento a casa qui, mi sento a casa, ma faccio devi sentire a casa se sei anche un po' sinistra o destra Piave, No, io sono destra Piave. Piave se Piave. Piave è comunque sono sempre quello, da lì non si sposta. Certo. Fiume sacro alla patria. Sì, e oggi solo evento. Prima barcolana. Subito, no? Qualcuna ha fatta. Già fatta qualcuno. Sì. È lei quello che è autorizzato a maneggiare il prosecco? Non so se ho la licenza oggi, però che provo. Però la licenza di beverlo un po' così, dai. Sì. Allora signori, io vi ringrazio tantissimo, qui cercando di non cadere all'indietro, che sarebbe veramente un danno per la mia immagine e anche per l'attrezzatura, naturalmente. Vi restituisco la linea, ci spostiamo al cralle ferroviario. Ormai Gianluca sull'immagine ci siamo rovinati tutti. Senti, eri a Barcola, no? Giusto? Lì vicino... Hai ragione. Siamo a Barcola nel porticciolo vicino al primo baracchino del nostro amico Sandro che come al solito poi proverò a disturbarlo, tanto non vuole mai fare intervista, ma lo minaccio che non torno più da lui se non fa l'intervista. Vai al chiosco da Sandro sì, ma lo minaccio che se non fa intervista non vado più da lui. Un caffè, esatto. Un caffè, senti, adesso, arriviamo da voi tra pochissimo, la scaletta l'hai ripassata, vero? Quella che abbiamo studiato approfonditamente in questi mesi. Io ho fatto prove anche ieri sera. Prove. L'abbiamo fatta assieme. Infatti, perché ha fatto tante prove. È stanco. Sì, tante prove, però filerà tutto. Sì. Filerà. Qui... Zendà Paladin? Non lo so, infatti. Caduto? Sarei al massimo. No. Abbiamo il canale... No, purtroppo no. Mi dicono purtroppo no dalla regia. Va bene. Marco, cosa hai preparato tu? Che ci siamo persi, perché qui vedo una produzione costante. Ma no, vado avanti io. Io sono una tragedia io, quindi devo capire la tua scrittura, usare gli accenti giusti. Quindi, no, in Triestino è difficile da leggere. No, io non voglio... La metto lì, poi anche io devo leggerla. Ecco. Ma quel chi sei? E si imbarca con noi. Se un che ieri sera ha sbagliato barca, ma sei simpatico. Quindi su, arruolato, diciamo. Sì, ma è vero, io veramente mi chiederei quanti si troverà vicino uno dell'equipaggio che si presenteranno stamattina, magari si sono conosciuti ieri sera. Quante storie d'amore nasceranno in barcolana? Mi ha colpito prima quando Gianluca ha intervistato. Quanti siete a bordo? Ma 5-6. E quindi quello 5/6. Non sanno se uno l'hanno perso o uno nuovo. Questa variabilità da cosa dipende? No? Da cosa dipende? Certo. No, abbiamo una risposta? No. Dipende dal tasso alcolemico di ieri sera, credo, non lo so, dai giri. Al divertimento, diciamo. E sono preoccupato perché sono 9:27, Stabile manca da qualche minuto. Guido, Enzo, sapete dirmi qualcosa? Cioè, diciamo, nella sua ansia agonistica...
Ah, si stanno spostando, quindi non so se è ancora a bordo, deve la scendere. prestazione. Transagonistica, diciamo, no? Definiamola transagonistica. È partito. Abbiamo lette tutte? No, così ma non restiamo con indietro? Dobbiamo fare quella in diretta con Marco. Marco è in giro col gommone, speriamo che non ci cancelli la barcolana. Tu dici perché? Col gommone. Questa è sottile, per quello non l'avevo capita. Questa è sottile, questa è Per una quello roba non per l'aveva tutti. Senti, che cosa prepariamo oggi? Cioè, in quella scaletta famosa, quali sono io i ho brani? sfrondato un po' ho sfrondato la scaletta, ho tenuto le cose più che però volendo, ecco, hai capito? Tutto, perfettamente. Ecco, così deve essere. Molto bene. Quando abbiamo o Gianluca o Marco, ditemi, perché sennò devo avvertire Omar che secondo me rischia di stare tutta la giornata con noi, compresa la diretta in contemporanea a Tele4 e TV12, perché non so se avremo una regia da Udine, qualora qualcuno alla fine possa o meno, non abbiamo capito, accedere alla nostra redazione che è all'interno dello stadio, quindi area protetta di massima sicurezza in queste 24 ore. Gianluca, e poi è la scaletta. Hai sentito? Questa è la scaletta. Stava ripassando la scaletta con Alessandro Carelli, è vero? Nei minimi dettagli. Sì, stiamo organizzando la scaletta, è vero, nei minimi dettagli, non ci perdiamo un attimo. Guarda che spettacolo, le barche stanno arrivando, gente in pole position per vedere questa magnifica barcolana. Prima lo sketch con l'amico veneto è stato veramente insuperabile. Non ho visto Sandro del baracchino, ma vediamo se riusciamo a rompergli le scatole dopo. Vado da dei signori. Starà dormendo, sì, si alza tardi lui sicuramente. Buongiorno, siete simpaticissimi, buon vento a tutti, buon divertimento soprattutto. Un saluto particolare a Marco. Pronta per la barcolana? Oh, now speak. Where are you come from? Austria. Austria, okay. Do you are here for the barcolana? Yes. Okay. Yes. Okay. It's a very big manifestation. Manifestation. In inglese è un po' recidivo. Se esiste L'ho sbagliato, sono sicuro, no? Se vero. No, attenzione. La signora è austriaca, quindi io il tedesco purtroppo non lo... Restiamo non so che esiste, è la mia pronuncia veneta che non va bene. Signora, buongiorno. Manifestazione. Vado dall'altra signora. Bellissima manifestazione. Lei è qua in vacanza? Sì. Per la barcolana? Anche. Mi conferma che manifestazione in inglese si dice manifestation? Adesso glielo faccio dire da una perfetta inglese perché lei sicuramente saprà meglio di me, un insegnante di inglese. No, credo di aver fatto una gaffe con la scorsa persona che ho intervistato. Chi parla inglese bene qua? Do you speak in English? Manifestazione is manifestation. In English? No. I'm wrong. Ok, ho sbagliato. So the correct explain. But you're forgiven, don't worry. Oh, thank you. Grazie alla signora, è stata gentilissima. Da dove venite? Da Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Che viaggio, complimenti. Grazie. Anche dalle vostre parti niente male il paesaggio. Assolutamente, però posso dire che l'Italia è tutta bella, questo è magnifico. Questo è vero, ma quindi lei è venuta qui per la barcolana o per Trieste? Ci vive mia sorella, la teacher con cui ho appena parlato, e quindi siamo venuti, abbiamo colto l'occasione per fare quello e quello. Complimenti e godetevi questa bellissima manifestazione. Manifestation. Ragazzi, dopo questa che avete visto come grazie signori, siete stati gentilissimi, coccolissimi, vi voglio bene. Allora, avete visto come l'ho corretta e come ne sono uscito elegantemente, Ferdinando? Guarda, a questo mi devi dare credito. Va bene, noi ci spostiamo un'altra volta, stavolta credo che davvero andremo negli stabilimenti Carale Ferroviario, anche perché vogliamo vedere, visto che verrà sparato il colpo di cannone da quelle parti per vedere appunto l'inizio della regata, per dare il via alla regata, certamente vorremmo provare a vedere questo sbuffo di fumo che si staglierà sul crinale, quindi questa volta l'ho detta corretta. Specifichiamo che quindi vi lascio la linea a voi. Dopo manifestation, dopo lo manifestation sbuffo sul crinale manifestation. è quasi pascoliano. Sentite, Gianluca è un guaio perché il direttore Baccialli, che è praticamente madrelingua inglese, ti ha sentito e quindi lo salutiamo perché
Eccolo, ecco. Scusa direttore. Ecco, bravo. Scusa direttore. Salutiamo con un abbraccio immenso Luigi Baccialli che ci sta seguendo o quando vuole può collegarsi ed è noto grande velista perché insomma, ha abitato per tanto tempo a Venezia. Che cosa succede? Si è spostato? Penso abbia spento, credo. Sì. Ha spento? Ho segato. Ho paura dei giudizi, quindi sono uscito dall'inquadratura. Sì, ribaltation. Ho paura dei giudizi, quindi sono uscito dall'inquadratura. Poi quando mi avete detto che c'è il direttore che sta guardando, ho detto attenzione. Adesso daremo i voti. Va bene, allora, Nella Ulcigrai, chissà in che barca è, scrive Riccardo. Mirella, ve l'ho già letto, restiamo, eccolo qua, ancora Manlio, vediamo cosa scrive, se possiamo, equipaggio 5/6 persone, sì certo, sarà il famoso mezzo marinaio, scrive. Mezzo marinaio, bisogna vedere se è questo il senso o altro. E io continuo a essere preoccupato per Marco Stabile perché 10 minuti senza averlo in onda. Ma sarà arrivato a grado, sarà arrivato a grado col Gomone, perché guardate che bella questa immagine, stupenda, che ci offre appunto Alessandro Carelli, che è lì con Gianluca Paladini, che a questo punto si è zittito e non basta, perché basta infierire. Ma sta ammirando il crinale lui, il crinalation. Allora eccolo qua, guardate che bella che è questa immagine. Andiamo pure a pieno schermo, Guido, Enzo, o non possiamo perché il mare è storto, ecco perché non andavano, come vedete. Sì. Non è... Vabbè. O lui o la telecamera. Non sapevo, no, infatti o c'è un problema di bolla, diciamo, oppure o ha fatto tardi anche il cameraman. Esatto, può essere quello che stavo per dire, oppure oggi c'è un evento atmosferico in più che non avevamo considerato, che quindi pure la regata è in salita. Certo, quindi senza vento o anche in discesa, perché è strano come una salita vista dall'alto assomigli tanto a una discesa, no? Gabriele, quando te ne vuoi andare? Io te lo dico sempre. Salvati. Se puoi, tu che puoi, salvati. Esatto, salve, perché per noi è lunga, però se tu ti vuoi salvare. Patrizia, bravi tutti, grazie per il vostro impegno e lo definiscono pure impegno, capisci? Certo. Beh, ma insomma, visto il gettone che ci date le 4, è giusto. Io sto ancora trattando. Ah no, io fa tutto il mio prossimi anni proprio. Certo. Complimenti, ci scrive Patrizia. Enzo, tra me e te. Enzo? Presente. Ma dov'è Marco? Adesso l'abbiamo recuperato. L'abbiamo recuperato. Dice la capitaneria di Porto. L'abbiamo recuperato. Eccolo lì, Marco. Hola. Ma che fine hai fatto? Eccomi qua. Allora, intanto un ringraziamento agli straordinari Andrea e Sebastiano, perché quello che abbiamo fatto in mezzo alle cime, agli ormeggi, con il motore acceso, non era per niente facile, quindi grazie ai due che ci hanno sbarcato a terra. Siamo in Piazza dell'Unità d'Italia, in Villaggio Barcolana, per fare un aggiornamento meteo serio, perché tutti si domandano, ma arriverà sto vento, no? Il mitico Sergio Nordio, previsore dell'Osmer, che sta nel frattempo aggiornando un'altra persona, è pronto per farci un po' il punto della situazione, perché quella è la domanda della mattina, ovvero arriverà il vento, ci sarà una partenza un po' più importante per le imbarcazioni oppure no. Eccolo qua, l'amico Sergio. Eccolo qua. No, il trando piscina non funziona ancora purtroppo. Non funziona. Ma funzionerà, entro Nadal te va. No, io non parlo tanto bene italiano. Until Christmas it will be in function. Yeah, it will be. Ok, bene, facciamo anche questo, informazioni turistiche. Sergio Nordio, previsore dell'Osber, il nostro grande amico che anche l'altro giorno con Laura Bucarella ha fatto il punto. È cambiato qualcosa? Si può dare qualche aggiornamento? Eravamo in mare, un nodo e mezzo, insomma, poca roba. Sì, al momento ancora poco vento, da terra e sud-est, è previsto in rotazione. Gli ultimi modelli danno un buco, diciamo, meno ampio, questa è una buona notizia, quindi probabilmente poco dopo la partenza avremo la rotazione del vento da sud-sud-ovest e anche questa lieve intensificazione a partire dal largo, quindi a partire da Punta Grossa e dal Golfo. Avremo vento da sud-sud-ovest tra i 4 e gli 8 nodi, sono previste poi nel corso delle ore centrali anche 10-12 nodi, quindi sono ottime notizie. Velisticamente parlando, chi arriva in prima bora prima avrà anche il vento prima arrivando da sud e quindi da un punto di vista della regata chi diciamo è davanti in prima boa ha grandi possibilità poi di, diciamo così, di creare un certo distacco. Lì abbiamo anche il sito dell'Osmer Arpa con le piantine, con le webcam che potete sempre utilizzare
utilizzare. No? Certo, diciamo che appunto chi riuscirà a partire per primo e avrà più facilità anche a trovare già il vento, perché è prevista questa lieve intensificazione al largo e successivamente verso terra, quindi vento da sud-ovest che in giornata dovrebbe essere dominante. Grazie Sergio Nordio, buon lavoro perché insomma siete sempre fantastici nei vostri aggiornamenti. Come vedi Ferdinando, siamo in Piazza dell'Unità d'Italia, in mezzo al villaggio con il Solaris 50 che è stato posizionato proprio al centro della piazza. Ora ci sposteremo per molte altre sorprese che arriveranno nel corso della mattinata, mentre qui al villaggio insomma inizia quella che è la componente festa della mattinata. Marco! Quindi vado. Buongiorno signora! Buongiorno. Andiamo in doppia finestra, guarda, c'è il poi io caffè di arrivo, Paladin. no? Come va? Giornata di Barcolana? Bellissima giornata, siamo venuti qua con tutta la famiglia, molto bella, bella organizzazione. Sì. Ci sono i bambini che si chiamano? Giorgio e Andrea. E il cane? Ezekiel. Ezekiel. Ciao Ezekiel. Caro. Molto bene, anche lui ha detto che in Barcolana ci si diverte, molto bene. Grazie signori, vedete una comitiva. Marco! Hello, we are live. You came from? From China. No, è impossibile. Benissimo. Tutti i cinesi qua, andiamo. Dai, Ecco. dai, venite qua, dai. How do you... Beh, quello internazionale, no? International. I wish for Barcolana. How do you say Barcolana in cinese. Have an happy Barcolana in cinese, in China. How do you speak in your language? How do you can say? Yes, no, but in Chinese, no. Barcolana, it's a fun regatta in Chinese. Fun regatta. Can you translate in Chinese? I don't get it. No. Because we are tourists, we don't know what does it mean. So You came from China. yes. So, how do you say in Chinese Barcolana, have fun in Chinese language? Have fun, right? Yeah. 就是Benissimo così. Benissimo così. 就玩得开心，玩得开心。 Vardio Kesi. Yes， 玩得开心。开心。 Kaisin. Yeah. Kaisin. Have fun. Kaisin. Ce l'abbiamo cinese. fatta. Oggi sulle lingue siamo fortissimi. Allora, Marco, scusami solo una cosa, flash, perché poi c'è il caffè di Paladin, come vedete qua, che tra l'altro è diventato freddo perché per offrirci questa immagine è 10 minuti che sta girando il bicchiere, il cucchiaino. Marco, il campo da basket c'è? Ti ho dato, No, mi ero preparato, sono anche più allenato dell'anno scorso perché quest'estate sono andato a allenarmi parecchio, ma il campo non c'è, infatti sono deluso un po' anch'io. Beh, vabbè, ma se c'è un altro sport puoi improvvisare. Come dire, cioè posso anche tirar sul Solaris, ma non è la stessa roba. No, quello lo eviterei. Era qui. Lo eviterei. Allora, fermo lì, arriviamo subito. Gianluca, beviti sto caffè così è finita, dai. No, vabbè, me lo fate anche bere freddo, il caffè adesso va ben tutto, ma però non era comunque quello, complimenti ai lavoratori del chiosco che... Scusami, hai cambiato però. No, era quello di Carelli. Ah, ok. Aspettate un attimo. Quindi è Carelli che se lo beve freddo, tu te lo sei fatto Adesso appena l'ho bevuto, servire. mi sa che ne berrò un altro. Sì, no, vabbè, adesso ringraziamo Sandro ovviamente per il caffè. Sandro, dove te son? Dai, vieni a fare una battuta con noi. Attraverso i panini, Fede. Mi pare più di San Luigi. La preparazione, va bene. Più Te che sono la sicuro sappiate. che non te vuoi fare una battuta, ho messo anche io chai. È per vieni quello a che non ti salutarmi qua in rispondono, diretta. Gianluca. Va bene, più tardi. Allora, No, perché essendo persone che lavorano e un po' timide ogni tanto ci può anche stare. Ripassiamo fra poco magari. Intanto comunque buon caffè, anche Carelli se lo berrà freddo, mi sa. bene, siamo affascinati dall'eleganza di Franz Josef in Colautti. Complimenti a tutti voi di Tele4 e fan di Colautti sotto i 70. Questa è l'altra cosa che devono sempre specificare oggi via mail. Una novità. Una novità, sì, sarà la mascotte dei prossimi. No, è che si è vestito al buio Alessio. Sì, È venuto... sì. Siete simpaticissimi alla manifestazione, siete voi. Manifestation, scrive poi tra parentesi. Grandissima Raffaella. Dal piccolo pulcino è cresciuto un grande simpatico Paladin, scrive Claudia. Vabbè, anche lei evidentemente non lo conosce. No, No, è lo certo, stesso. Quanto aveva speso?
Paladin per tutto ciò. Siamo ancora in trattativa, sempre per la sempre stessa la trattativa. è la stessa che comprende un po' tutti. Sì, che no, più che Razza Piave sembra uno di Valmaura, insomma, alle volte è bello. Esatto, ormai è triestinizzato. Sentite, sono le 9:42 e credo che resteremo tutto il giorno in diretta sia su Tele4 che su TV12, quindi mi dispiace. Però non si può mandare gli alpini anche qua. Ah, tu dici così andiamo a casa? Sì, infatti, cioè mandiamo gli alpini. Scherzi, e poi Stabile che fai? No, certo, no. E Bosazzi, che dobbiamo ancora trovare Bosazzi. Comunque bisogna scrivere. Scova Bosazzi. Bisogna trovare. C'è la Sciarelli che lo cerca, chi l'ha visto? C'è un appello. Chi l'ha visto? Appena possibile andiamo da Marco, se no vediamo Omar, insomma, per capire. Eccolo là, guarda, neanche il tempo, sembra una scaletta definita al dettaglio, hai visto? Certo, fatta, ma era previsto. E compare nel preview, hai visto? Omar, certo. Sei comparso e come hai intuito non sappiamo se a un certo punto ti sposterai unicamente su TV12 per il racconto di questa giornata di Gorizia o resterai, ahimè per te, con noi tutta la mattina. Vai Omar! Sì, allora torniamo in piazza qui della Rimembranza, tra 10 minuti circa, un quarto d'ora ci sarà l'alzabandiera che darà il via per quanto riguarda la seconda giornata conclusiva di questo raduno nazionale delle fanfare alpine qui nel capoluogo del Friuli Orientale. Quello che conta è che il tempo si sta aprendo, dunque il maltempo sta andando verso la Slovenia, lo lasciamo che stia lì e insomma si sta un po' aprendo la situazione, ci auguriamo che tutto proceda secondo cronoprogramma. Chiaramente noi continueremo ad andare avanti a vista, visto che parliamo anche di vela, andiamo avanti a vista nell'attesa di capire se il nostro tecnico Udine ha avuto il via libera, il semaforo verde per entrare dentro lo stadio e poi eventualmente sganciarci e continuare noi su TV12, altrimenti terremo aperto la finestra per quanto riguarda questa giornata. È entrato Omar, alpini è entrato. E vela. Quindi il tuo regista abbiamo la è fumata entrato. bianca, ecco. Vedo che oggi... Ecco, questa è la cosa importante. Allora io approfitto un attimo proprio per beccare al volo, qua abbiamo la sezione di Mariano del Friuli, poi vedo Cormons, buondì, come andiamo, tutto bene? Non è la sezione, questo è il gruppo. Ecco, perché la sezione, la sezione è nata roba, il gruppo, correggiamo in diretta. Allora. Noi siamo gruppo ANA Mariano Corona. Ecco, perché è importante anche Corona. Perché Corona è un appendice, no, è la frazione di Mariano. Già comune ai tempi di Franz. Era anche comune. Ma è arrivata l'Italia. È tutto cambiato. Hai visto che Omar... questa è storia, fa parte della storia. Ecco, allora invece grazie anche a lei. Bravo Omar. Tutto bene, tutto funziona bene, il tempo tiene. Non sei clamalumasse, ecco. Sì, appunto, ma ten. Bene. Qua vediamo anche il Gagliardetto. Sì, il gonfalone. Il capogruppo del Mariano Corona. Mariano e Corona, ma io sono di Corona. Ecco, mi pareva, no? Pareva, sì. Comunque tutto bene, speriamo che la giornata tenga. Di conseguenza l'organizzazione è perfetta. Ieri è andato tutto per il meglio e quindi speriamo che anche oggi per la gente, per la comunità di Gorizia vada per il meglio e così ci divertiamo noi e daremo un bel segno anche alla città. Eccoci, dimmi. Omar, allora io devo riuscire per una volta a rispettare la pubblicità, quindi alle 10 di fatto daremo la linea, resterai su TV12 a raccontare questa mattinata di Gorizia, ma siccome abbiamo sentito poco fa Sergio Nordio, l'Osmer, ma tu sei il nostro vero meteoman, continui a dire che il maltempo si sposterà verso la Slovenia, ma passa da Trieste o no? No. Questo non lo so onestamente, noi vediamo che le nuvole sono là, l'importante è che stiano di là, però ecco, se Giancarlo Cellant mi sta già facendo l'Osmer in diretta, le previsioni del tempo in diretta, non sono ecco, tipo Bernacca che quando c'era in quella volta o Guido Caroselli che vi mostro, insomma, vedete che le nuvole stanno andando verso la Slovenia, la fortuna vuole che non c'è il decreto di Schengen per loro e dunque passano libere verso la Slovenia. Qui intanto la piazza si sta ancora animando, sempre di più perché siamo a pochi minuti insomma dall'alzabandiera che darà il via ufficiale a questa ultima giornata del raduno
Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che insomma Gorizia si è svegliata anche lei, la gente sta arrivando in piazza e insomma speriamo di vivere 2 ore di spensieratezza, soprattutto di alpinità particolare, perché parliamo di fanfare, dunque sentiremo tanta musica e questa è la cosa importante. Mi dicono che ci saranno poi i caroselli con delle, diciamo così, delle primizie tutte da gustare in diretta poi o su TV12 o comunque in simulcast, come si dice in questi casi, con le finestre aperte. Se non hai altre domande, Ferdinando, io ti ripasso la linea. Sì, Omar, grazie davvero a te, Pietro Piccini e Giancarlo Cerant. Vi ricordo dalle 10 in diretta esclusiva invece passerete su TV12. Grazie e buon lavoro anche a voi. Per coloro che vogliono seguire anche gli alpini in questa mattinata tra il 10 e il 12 potete appunto scanalare e seguire o Tele4 o TV12. So che una barca di soci amici avrà in barca anche una pignata di pasta e fasoi, una di iota e forse trippe, e non sono astemi. Se Paladin la trova si prenoti, scrive Gianni. Marco, segnalo una cosa, fin qui non hai ancora incrociato Mitja Jaluz stamattina, vero? Ha ragione, adesso lo prendiamo, ma volevo segnalarti, siccome mi dicevi che qualcuno voleva il Cocal, abbiamo beccato invece il Marangon e Colautti si prepari, lui ha già capito, perché come avete visto prima non è un cormorano, ma come si dice tecnicamente un marangone che sta pescando qui davanti alla Scala Reale, sta pescando i cosiddetti girai. Vedete, anche lui è stato pagato dall'organizzazione della Barcolana e quindi arriva direttamente in camera. Ce l'abbiamo. Allora, Colautti si prepari con la fisarmonica, perché dire Marangon in triestino significa dire "Sei un marangon, la mia mamma, sei un marangon, la mia mamma l'avevo da". Finita così? Questo è un... Colautti, come sei? Sì, Colautti. Colautti, la la scaletta la sa Colautti. Sì, ero qua, certo. La scaletta. Come dire, Colautti era tutto il patano col Marangon. Ma no, non ha neanche preso la fisarmonica ancora, lentamente capito? si prepara. Vai Marco. Beh, ma che se muovi, cosa fai? Non se lo paghiamo. Nel senso, no? In attesa che Colautti si prepari, quindi mi tocca fare anche il Cocal, perché Colautti è lento, e quindi il Cocal nasce dalla trasmissione con il maestro Pilat, che salutiamo, e dalla famosa canzone Casa Mia, dove sullo sfondo arriva il Cocal e quindi lentamente, no, pigramente arriva facendo... Beh, notevole. E se ne va così. Se Colautti tira fuori la fisarmonica, se no faccio tutto allo zoo. Però sarebbe il caso che si svegli. L'Asel Marangombe sta tornando per te, anche perché Mitja Jaluz paga anche, diciamo, le comparse e anche... Ma il Marangon pesca, il Marangon non fa. E il Colibrì? Il Marangon va sotto acqua e pesca girai. Va bene. Marco, mi giunge Colautti, come sei? Ti sta ciappando la nota? Sì, arrivo, dammi tempo che parti. Guarda, è un po'... sì, capisco che non sei partiti di mattina. È di Notolada, diciamo, quindi... Arrivi là. Ci sono anche, eccoli là, insieme, guarda, più di così sembra fatta apposta, hanno rispettato la scaletta. Sembra Quark. Quark, esattamente, se vogliamo descrivere con una musica. Purtroppo non abbiamo la fisarmonica. No, beh, se volete faccio anche Quark, non c'è nessun problema. Si senta libero. Non c'è nessun problema, perché il marangone, è un animale molto territoriale, ama pescare nei pressi dei porti ed ama soprattutto i piccoli pesci in Dobbiamo capire quando il marangone è un animale che si accoppia per la vita. Va bene, molto bene. Questa è la trappa che avevo prima, credo. Tutto questo è colpa di Colautti che non ha ancora preso la fisarmonica. No, ma non c'è fretta, abbiamo capito. No, anche perché sarà lunga, la vedo oggi. Quindi... Tu dici che... Ma no, scusa, Nordio. Non ha detto che c'è il vento dopo, io non Qualche buona notizia sì, ha dato, quindi dovrebbe entrare vento più tardi, però bisogna vedere quando. Meno male che c'è un giornalista tra noi almeno, no? Perché Gabriele ha ascoltato, diciamo, le indicazioni. Quindi... Colautti, ma cosa che ha fatto ieri sera? Non domandare, Marco. Quel che non potremo, insomma, no, non si può dire, ma insomma, è stata dura, una serata molto avvincente. Molto complessa, ok, sì, molto vabbè, complessa, vabbè. Sì. Non sta a dir troppo perché conosco tua moglie e dopo non si sa mai. Esatto.
Qua scrive Ornella, Mulis e tutti Fantastication, poi l'altra barcolana Claudia, i grandi di Tele 4 fanno una grande barcolana, bravi, ci scrive Claudia. Marco, ti spiego. Aspetta che Betta, andiamo a vedere la signora qua. Devi chiedere ai tuoi Vedete amici cinesi come si dice manifestation, no? poi. Manca. Giusto. Secondo me si dice one po'. Vabbè, perfetto, comunque. Signora, buongiorno, è già in prima linea, in diretta su Tele 4. Oh, benissimo, è la prima volta che vedo la barcolana, per cui ho voluto prendere già da stamattina il posto in prima linea. Da che ora è qua? No, sarà una mezz'oretta circa. Brava. Lei non è di Trieste, da dove viene? Io vengo da Camboli Appennino, un paese diciamo in provincia di Frosinone, al confine con gli Abruzzi. Bene. Quindi è venuta apposta per la barcolana per vedere la regata? La figliuola, quindi abbiamo approfittato per fare una vacanzetta e vedere questa barcolana. Bellissimo. Grazie alla signora. Andiamo anche dalle altre persone che sono qui pronte per godersi la regata proprio qui davanti. Aspetta, vieni con me. Signore, buongiorno, vi notavo sullo sfondo che anche voi, diciamo, siete in seconda fila ma ben davanti. Signora, da dove venite? Da Roma. Da Roma, per la barcolana? Assolutamente sì, ogni anno torno, è uno spettacolo meraviglioso. Ah, quindi si è appassionata, qui oggi è proprio all'infilata del golfo davanti, non ci sarà tanto vento ma lo spettacolo c'è. Pazienza, ce lo guardiamo lo stesso. Benissimo. E ieri sera avete fatto festa? Assolutamente sì, sulle rive, bellissima organizzazione, sì. Prima Molto la bene. barcolana by night. Bella. Sa tutto? Tutto. Benissimo. Quindi Abruzzo c'è, Lazio c'è, adesso cerchiamo altre regioni d'Italia. Viva, prego, mi dica. No, niente. Spaventati. Voleva dire No, noi non l'abbiamo chiamata, è lei che si è presentata. No, dove siete? Ragazzi, sì, veniamo dalla Puglia. Ah, la Puglia, presa la terza regione. Infatti. Da dove arrivate? Da Bari, provincia di Bari. Quindi- Provincia di Bari. Prima volta in Ecco, niente, su Bari. No, dai, che la comunità pugliese a Trieste è tantissima, quindi dobbiamo... Che succede? Si è sganciato il segnale. Appena possibile fatemi sapere. Io devo dire, alle 10 c'è la pubblicità, puoi attendere perché tu so che tu devi andare 10, via. sì, dai. Vediamo, abbiamo un... Ah no, ancora non è pronta. Ancora non è pronta perché abbiamo anche un passaggio... Non l'abbiamo chiamata il simbolo di questa diretta. Non l'abbiamo chiamata. È lei che è venuto. Vabbè, d'altronde poi che deve ma è fare? vero, No, poi, è esatto, vero, cioè, sì. dai, che lui ha visto un accenno evidentemente, Certo. un cenno anzi. Non vorrei chiamarlo, diciamo, però... Disperso. Bene. Molto bene, è la Meno risposta due, che meno volevamo due. sentire. Facciamolo sapere a Bosazzi che sarà contento, Certo, no, in questo scriveremo caso. subito. Grandi muri sempre pieni di Morbin, grazie. William scrive così, Maurizio, buongiorno a tutto lo staff di Tele4, vi seguo sempre, devo dire che siete fantastici, ottimo il servizio che fate per la città di Trieste, naturalmente anche oggi non potevate mancare per farci delle belle risate, complimenti a tutti, buona barcolana, mare calmo e buon vento, vediamo un pochino, dai, Teo ci scrive, vi adoro, siete l'allegria, Tele4 siete fantastici, Mandi. Ce l'abbiamo pronto? Ce l'abbiamo pronto? Vai, Guido, stringiamo su Marco Englaro per l'altra barcolana. Abbiamo la versione Quark delle vignette. Ma perché Marangona oggi non svola? Furbo, con tutti sti droni che svola è pericoloso. Effettivamente, perché oggi tutte le immagini dall'alto. No? Sì, ma già nelle scorse giornate, sopra Piazza Unità, cioè, era gli unici giorni in cui si poteva andare in specie senza coccai, perché non era tutto netto. Non c'era il rischio di bird strike perché erano scappati. Certo. Siete simpatici, freschi come questa mattina, come questa mattinata, abbiamo visto perché Alessio è particolarmente fresco, frizzato. Certo, ci stiamo frizzante. divertendo in vostra compagnia anche a Capodistria dove sta già spuntando il sole. Ma come, non doveva venire brutto sulla Slovenia? Ma che ne so? No, ma lui era a Gorizia, dall'altra parte. In alto, insomma. Non lo so, qui sulle previsioni oggi... certo. Miran, buona regata a tutti voi, voi avete già vinto. Beh, Avete già vinto, quindi... In gettoni d'oro. Questo prevede il tema è quello. Il contratto prevede questo. Adesso che c'è la pausa, mi voleria un buon caffè. Ma tu dici che siamo in pausa? Sì, siamo in pausa. Ma non siamo in onda? Sei caduto anche lui. Siamo in onda? Siamo in onda, siamo in Una onda. vignetta, mi devi scrivere quando siamo in pubblicità. Va bene, adesso cercheremo di prendere il caffè al volo. Oh, Bernardo, quel caffè buono che abbiamo in redazione, possiamo venire a prenderlo poi? Così diamo un segnale alla regia, diciamo. E qui non ho altre... Ma Gullotta dove prepara il semolino a Bosazzi o...
Senti, in pubblicità cercheremo di chiamare Bosazzi, ma perché sì, ti spiego, è fuori turno, ma l'obiettivo era inturnarlo in modo che poi arriva qua. No, certo. perché, taradadà. In pubblicità io non escludo, diciamo, la provvidenza potrebbe persino portarci qui una fisarmonica, ma no? Non si sa, vedremo. A questo break, no. Sì, quello dopo, quello delle 11. Per chiamarla Bavisela, se non altro. Ecco, va bene. Chi ho visto nel preview? Ho intravisto qualcuno o qualcosa? No, hai visto male. Ho visto male, perfetto. Bene, cominciamo già a vedere la gente così, le visioni già stavolta. Senza neanche un bicchiere. Senza neanche... stabile bevi e ti te vedi la gente. Infatti questo non è normale. No, direi che no. Sono le 9.57, fra 3 minuti ci sganceremo, come detto, noi di Tele4 restiamo in onda con l'altra Barcolana e TV12 seguirà invece gli alpini da Gorizia. Cosa stai preparando? Cani e gatti. Cani e gatti, questo mi preoccupa parecchio. Quindi sul 10 Barcolana, 12 gli alpini, sull'11 lo scrigno. Sì, poi noi abbiamo cosa abbiamo? Noi il 15, non mi ricordo, Antena 3, poi c'è Tele Nord-Est, però gli altri fanno una programmazione altra parrocchia, autonoma. Altra programmazione oggi noi là. Va bene, o anticipiamo la pubblicità o mi dite che cosa dobbiamo fare, perché 3 inviati abbiamo, non vorrei affaticarli eccessivamente, no? Quindi si sentano troppo, liberi anche loro certo. Ma sono tutti dispersi in questo momento. So, TV, cioè il preview segna TV. Quello TV e quindi come vedi lo zaino è spento. Bene, ottimo. Bene. Allora facciamo un minuto di silenzio per commemorare, non so. Aspettiamo almeno di avere la conferma della notizia, no? Ma dico il minuto di silenzio per arrivare alla pubblicità. Pensavo che tu già sapessi. No, io non so nulla, non so niente. Ho fatto Anta che non c'entra molto. Come vedi, ci aiuta Marco. I buchi non si lasciano mai. Dove la inquadriamo, Englaro, con la vignetta? Se no ve la leggo bene. Vai. L'ho trovata. Leggi. Te l'ha visto in Coppa America, quei che pedalava come matti, la prossima la farà coi pedalò. Esatto, questa. Andiamo avanti direttamente i cycler. Che tra l'altro aveva grandi protagonisti dal nord-est, da Trieste. Sì, però bisogna dire la verità, cioè quella Coppa America con queste barche come delle lucertole orribili. Mi è appena venuto in mente un'altra. Dopo no, ma le nostre sono barche, la Barcolana. È un'altra roba. Mamma mia, tutti così, anche mio papà, invece a me piaceva. Ma no, ma sembrano però un'altra... No, è un altro mondo, un'altra cosa. Ma sembrano corridori in bob, quelli con i caschetti, con le... però chiaramente quelli poverini sempre non sanno cosa succede. Preso negli staff gente che arriva da altri sport, quindi è proprio ciclisti, perché devono diciamo che è stato fatto per motivi televisivi, nel senso adesso si sa che dura 23 minuti esatti una regata hanno altro è uno che sport perfetto per la TV. Altro che l'altra Barcolana. Sinner, stamattina Sinner. Quindi la a finale, mezzogiorno poi dovremo aggiornare anche grande Paladination, scrive Francesco. E ragazzi, purtroppo stamattina questa se la porta avanti. Stranamente lei legge solamente le email positive come sempre e la batteria si è scaricata. Ridicoli, scrive Alessandro. Ma Alessandro, io ho fatto, mi perdoni, ho fatto finta di non vedere, ma per lei più che altro, perché non sa come funziona la televisione. Io le ho fatto un favore a Alessandro Furlani, cioè lei ha detto che abbiamo fatto, ve la leggo, perché poverino poi arriveranno una marea di mail contro di lei e mi dispiace, perché diceva che durante il Covid si è scaricato. Intanto vuol dire che non sa nulla di come si fa la televisione e di come è organizzata e di quanto durano le batterie dello zaino. È una questione anche di ricezione del segnale, e quando ci sono una valanga di telefonini, di cose, e non dipende da noi, quindi io l'ho fatto per non far fare una brutta figura a lei di non leggere la mail. Allora Marco, se sei pronto andiamo. Antonella scrive: buongiorno a tutti i velisti, un bellissimo ricordo di una Barcolana. Roberto, siete fantastication, grandi muloni, fateci divertire come sempre, buon vento, grazie a tutti. Devo andare in pubblicità, se no è un macello dopo e un ritardo anche per il palinsesto di tutte e due le TV. Grazie a Gabriele Agonigro. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa? È l'unico che può dire qualcosa di... No? L'unico di serio. Meraviglioso. Possiamo farlo vedere? Sì, no? Ti offendi? Eccolo qua, Bernardo, guardatelo.
Bernardo, il caffè per tutti. Però, che oggi ha optato per il frac. C'è una tazza, quella di Media Nord-Est, no? una presentazione. Ah, una. E vabbè, bevevamo tutti da lì. Grazie, a tra poco. Vado. Caffè. Siamo in pausa o siamo ancora... E chi può dirlo? Chi può dirlo? Vabbè, ma non è... Sì, vai, eccoci con la banda, Ferdinando. Eccoci, villaggio Barcolana, al seguito della banda che a mezz'ora dall'inizio della regata dà un po' la sveglia a tutti quanti in vista della 56esima edizione della Coppa d'autunno. Scala Reale di Trieste, eccoli qua. Banda, se non sbaglio, della Guardia di Finanza, sentiamoli. Allora, 10:05, quindi mancano 25 minuti al colpo di cannone per la partenza della 56esima Barcolana. Sì, e 4 ore alla fine della diretta. Ho forse il caso di ricordare. Però è comparsa la fisarmonica. Sì, sempre Movento. Sì, è qua dall'anno scorso. No, infatti è nell'ufficio mio, tra l'altro. Ma non è vero che di là l'abbiamo spostata adesso, finalmente. No, perché io la tenevo con cura. Cioè, la suonavi ogni 2 giorni. No, quello non mi permetterei mai perché... Ne hai più? Sì, ne ho una... Sì. Beh, ne avrà 10-15, no? Sì, anche 22, 23. Col cachet, appunto, che tra l'altro oggi... Oh, ragazzi, devo leggere una mail strepitosa. Intanto facciamo pure vedere che si sentano liberi, no? Anche loro di fare quello che vogliono, si collegano così. No, perché sembra che abbiamo una scaletta che non abbiamo... Ma c'è! No, invece, buongiorno, potreste chiudere la diretta per gentilezza? No. Ma devo pulire casa, ma non riesco a staccarmi dalla manifestation e dal Marangol. E se non pulisco sarà responsabilità vostra. Buona domenica Barcolana a tutti. Andrea, lei è strepitoso. Fantastica. Strepitoso. Antonella, cosa ci scrive? Buongiorno a tutti i velisti, un bellissimo ricordo di una Barcolana. Questa è una foto che evidentemente, non so se riguarda loro, un loro team, ma che ci ha voluto inviare, perché oggi va così. Bella. Ci mandano tante anche foto di ricordo delle proprie Barcolane. Guardate che ho un sacco di mail, quindi se vuoi togliere 2003. Andiamo velocissime e poi ci colleghiamo, oppure chissà mai Alessio potrebbe anche cantare. Ciamemo il vento. Una fresca brisela e comincia a soffiare, deponente sulla vela che c'è un gusto a bordizar. Te saludo donna mia, vado in barca a paiolar. Se stanotte stago via, non te devi a disperar. Trieste dormi e il mar se non vi appena. Le stelle brilla e le me fa sognare. E se stanotte ciapo una sirena, mi te la voglio domani a regalare. E resto dopo? Dopo. Allora, Antonella ci ha mandato questa foto, poi Aldo scrive: bravissimi per la diretta, siete in gamba, ma sulle barche esiste ancora la figura del zacchete. Era la mia specializzazione quando avevo la barca. Un abbraccio a Lida. Il zacchete è fondamentale. Mi toccava sempre. La Barcolana si resta sempre qua perché tu sei velista, l'abbiamo detto all'inizio. No, velista. Appassionato. Sì, appassionato. Vabbè, ma questo è... No? Ho fatto tante regate, un tempo facevo regate. Sugli ottimi. Sì, ma io ho il Bubez de Bodo. Certo, meno del zacchete. Meno del zacchete, il Bubez de Bodo e meno del zacchete, perché
che tutti gli altri nel sapevano cursus fare. honorum, diciamo. Allora, questa è un'altra foto, l'abbiamo fatta vedere, ed è di Antonella. Alessandro ci scrive ancora: mi dispiace, non ho visto, stabile, non era raggiungibile perché c'è andato un salto a Udine, a c'ora una fanfaration, scrive Denis Barone, che si firma anche lui: 3 come voi che voleria non solo per la Barcolana, il Morbin non se mai troppo, buon vento Giampacco. Giampacco, come no? Venga qui, no, sì, lui fa sul piccolo, il cinciute, come no? Insieme a Marco. Intanto vi faccio vedere, questa la possiamo far vedere? No, adesso non, eccolo qua, Omar è partito, siamo tranquilli, quindi su TV12 stanno alzando la bandiera, esatto, su TV12 loro vanno, buon vento anche a loro. Allora, questa bellissima immagine credo che sia di Alessandro Carelli con Gianluca Paladin, va bene, wow. Allora se è pronto, se non siamo troppo di disturbo andiamo da loro. Sì, se non cade meno da fare. No, infatti, che ci dica Gianluca. Non sento. È il momento del caffè ancora. Ma sarà nervosa a fine giornata. Ma il dito cazzè? No, non lo so. Forse alla randa. Forse è un momento tecnico, un momento tecnico proprio come nel Timona che vedo. Visto? Quello me ne ero accorto persino io. Viene calabrese. E non so se era un messaggio. Dovrebbe, tu dici che era un messaggio per me. Carissimi, vi sto seguendo sul mio PC da Lussemburgo, quindi Berlino, Lussemburgo, Catania. E questo non paga tasse, se è Lussemburgo. Dai, questo va tranquillo. Dove abito da 34 anni, da Triestino Patocco, non potevo mancare a questo appuntamento della Barcolana, ma vedo che esiste anche l'altra Barcolana, quindi me la godo in compagnia con voi, perché siete simpaticissimi. Allora buon vento, ma occhio che non tiri nel vostro studio. Vi abbraccio tutti. Sandro, sì, di solito sì, perché io tengo a -20, come sapete qua. E difatti ci spoglieremo quando andremo a Foras, un caldo per tenervi belli vivi. Ma venerdì, a proposito degli abitanti in Lussemburgo, camminavo sul Molo Audace con mia moglie, un signore con la moglie parlava un inglese perfetto, c'era un signore triestino di un equipaggio e questo altro signore, classico di quelli figlio di immigrati in Australia, e chiede all'altro: ma is tutti del team o fa solo per divertirsi? Perché parla un triestino molto tocciato, tocciato nell'Ospo, sì. Tocciato nell'Ospo. Questo è il bel di Trieste anche. Stupendo. Trieste diventa da una settimana la città dei valzer, la settimana della vela, questa è la grande magia della nostra città. Io anche la settimana dell'Eurovia, adesso non volessi. Sì, la settimana della Jajca Ulica. A chi si deve chiedere per avervi sempre? Certo. A Giannakopoulos. No, ecco, lo sapevo che arrivava sempre sulla trattativa. La Barcolana senza di voi non sarebbe la Barcolana. Quante risate di mattino, une furlane che vi adorano. Questo è bello. Non ha specificato se sopra o sotto i 70, che è un altro tema di oggi. Il problema è sempre quello. Ma di solito c'è quelle che lascia di più. Mi fate vedere Gianluca? Eccolo. Ecco. Gianluca, ecco, lasciatelo lì. No, lasciamolo lì così, lasciamolo lì, visto che ci ha fatto aspettare. Adesso da qui non mi muovo. No, scherzo, dai, veniamo da te. Ma mangiare e bever non gavè. Questa è una valida osservazione. Dovrebbero provvedere. No, soprattutto bever, perché bagnare. Questa è una valida osservazione da chi ci ha scritto e non riesco a capire, non si è firmato. Vai Gianluca. Sì, Ferdinando, allora siamo tornati dai nostri amici del Kral dove si stanno organizzando per assistere a questa regata e ci saranno ovviamente anche i momenti di condivisione di cibo, di bevande, vedete alle mie spalle. Siamo con Maurizio Arena e Lorenzo De Ferri, gestore e presidente del Kral. In un'occasione ci troviamo in cui è una festa. Una bella occasione oggi. Oggi abbiamo riaperto lo stabilimento per ospitare i nostri soci. In più ospitiamo da alcuni anni anche l'Unitalsi. Gli altri anni offrivamo il pranzo noi all'Unitalsi. Quest'anno non possiamo perché il nostro ristorante è chiuso per danni. Ecco, però li abbiamo ospitati qui. Siamo contenti perché per loro vedere la Barcolana fa molto piacere. Infatti sono là dentro,
voi sicuramente li riprenderete e sono molto molto contenti. I nostri soci li stiamo attendendo, dovrebbero venire, portarsi dietro il mangiare perché purtroppo niente. Però insomma si condivide, Maurizio. Sì. Speriamo che la giornata tenga, che venga fuori il sole, il vento, per vedere il spettacolo con le barche a vela. Insomma, in ogni caso, sì. Allora Lorenzo. Volevo ringraziare, approfitto dell'occasione, ringraziare Tele4 per tutte le cose che hanno fatto nei nostri confronti, le riprese televisive all'interno della Stock, le riprese per i danni, gli ultimi danni quando sono venuti non si sa chi o forse sì, che ci hanno fatto. Ringrazio davanti a quelle riprese, da quello che mi risulta, si sono mosse alcune persone, alcune autorità e stanno cercando di risolvere il problema del magazzino 34 della Stock. Siamo molto contenti di questo perché, piccola parentesi, seguivamo questa faccenda da tempo per i danni che hanno subito e poter dare una mano in tal senso è una cosa che ci fa molto piacere. Se mi date ancora un minuto, mi accompagnate dai signori che vediamo di parlare anche con la Presidente. Aspetta. Ho visto una urla. Allora fra poco ci ricolleghiamo con la Presidente dell'associazione. Sono successe due cose. È suonato il campanello, ma d'altronde qua siamo così tipo Casa Vianello e quindi sta arrivando qualcuno. Però ho visto comparire, ma lo possiamo far vedere? Sì. Ma vestito così? In pigiama. Ma è vestito da prete laico. Umberto, ma esatto, il girocollo tipo prete laico, ha ragione. Buongiorno Umberto Bosazzi, cosa fai là? No, mi sentite? Purtroppo sì. No, sto per andare a pulire il frigo. E allora prima di farlo volevo salutarvi un attimo, volevo farvi i complimenti. Aspetta. Ma anche Mimba Colana quando Ma è un momento triste, ma veramente, aspetta, è un momento triste, ma veramente devi andare a pulire il frigo? Sì. Ma cos'è questa? Cos'è una camicia blu? Cos'è? Non è pigiama. È un pigiama, cos'è quello lì? Una specie della Lacoste. È un kimono. Chiusa fino all'ultimo bottone? Perché mi dà fastidio che si veda la maglia di sotto bianca. Ecco, è la maglia della salute. Almeno possiamo fare una cosa, Umberto, almeno possiamo scassare un po' l'abbigliamento. Tiri su il colletto almeno, il colletto, proprio così, molto velista. Ecco, fai vedere così per essere in tono. Cambia, è tutto. Un'altra cosa, sì, sembra più... Secondo me ha fatto Noto Dada. Era con me, era con te. Allora siamo a posto. Ma per caso ti sono fischiate le orecchie? No, dormivo. Va bene. Sentiti libero anche tu, D'altronde dove ho fatto il collegamento davanti alla sua libreria, no? Certo. O è la videoteca quella, no? È la libreria e la videoteca. Ecco, vedi. Va bene. Ci vuoi consigliare un film al posto dell'altra barcolana, magari così per... Perché? Oppure l'asedo per pulire il frigo. Oppure, esatto, come pulire il frigo. Come pulisci il frigo esattamente? Con l'aceto poi spero che tutto quanto vada bene perché non vorrei restarci. Intossicarti, dici? Devo fare i complimenti a Umberto, bellissimi occhiali Umberto, nuovi. Sì, grazie, sono quelli da sole, ma non so quanto questo interessi alla gente, per cui io vi saluterei, insomma. Ma d'altronde abbiamo commentato gli occhiali di Colautti, quindi... Esatto. Sì, ho visto. Sembra... Sono quasi meglio questi. Sembra quelli che suonano l'organetto, manca la scimmia. L'organetto lo capisco. Bello aver chiesto a un amico di collegarsi. Grazie Umberto, grazie. Sei contento, no? Grazie. Umberto, quando vuoi venire noi siamo qui, Dove? No, sai quella sede dove tu di solito ti rechi quotidianamente? Noi siamo qui, se no puoi collegarti dal frigo. Io evito nei giorni di corta e di festa, sono proprio distante. Ci interessa il frigo però. Va bene, ci colleghiamo dal frigo più tardi, va bene? Dentro il frigo, metto il cellulare dentro il frigo. Perfetto, ci siamo capiti. A tra poco, buon lavoro. Ciao. Dica che là si verte due finestre a Barcola, che forse fa giro d'aria, scrivono. Ciao a tutti, ciao Alessio, Fabio Alberti.
Paul Mann scrive: buongiorno, bellissima manifestazione, finalmente una città viva, complimenti per la trasmissione, bravi, saluti Paolo. Poi ancora un altro Paolo Fabricci scrive: un grosso saluto a Marco e Alessio e buon vento a tutti. Non scriveteci, lo sapete che poi noi leggiamo, facciamo vedere le foto e tutto, lo sapete com'è la regola qui a Tele4, cos'è? Ma quando rivedo alla prima boa, in genere tra il Prosecchino e il Teheran, fantastica, facciamola vedere. Vignetta di Marco Englaro, una più a tua ecco, a destra, perfetto. Mi fa gli scherzi. Anche lui ha problema con la bolla, vedi, come il mare di prima. Tutti un po', siamo tutti fuori a bolla. Una certa età, oggi. Ma quando arriviamo alla prima boa, in genere tra il Prosecchino e il Teheran. Certo, perché bisogna andare secondo gradazione. Prima il Prosecco e dopo se va verso il Teheran, che è più Teheran che fa buon sangue, tra l'altro. Aiuta. Ma hai visto il giubbotto del Jaluz? Segnale. Sì, color sopa de vin. Lui ha detto color Teheran, infatti, l'ha detto qui l'altra sera. Mia nonna diceva color sopa de vin. Sopa de vin anche, sì, va bene, ma è il gadito che è perfetta, non si maccia. Certo. Allora, quest'anno siete più strepitosi degli altri anni. Sì, del secondo che siamo. Questo non è meno male che l'hai detto tu, perché non sei questo. Il secondo anno non sappiamo se ci sarà un plurale. Sì, certo. Marco, te se la cavi ben con il cinese, con lo sloveno molto meno, con l'italiano, ma molto meno con l'italiano. Prova ancora a beccarne qua e là. Traduzione del motto triestino Ciccio non è per barca, Saisio is not for boat. Vabbè, Ciaicio. No, non so. Is not for boat. Walter, forse ho sbagliato io, Oh, questa bella immagine, adesso la mostriamo, ci interessa parecchio. La boa della partenza. Alessandra, siete grandi, augurate una buona barcolana a mio marito Luca. Vado? Scrive Alessandra. Ciao Alessandra, un grande in bocca al lupo, buon vento a tuo marito Luca. Poi leggiamo tutte le altre. Marco, da te, poi dobbiamo tornare da Gianluca che abbiamo lasciato lì, vai. Sì, Ferdinando, a proposito di tecnicismi da regata, come si affetta il cotto con il signor Giovanni carissimo. Allora, tecnicamente come si lavora sul cotto? Basta avere un bel coltello buono e cominciare a provarlo e tagliarlo. Ciao Andro. Molto bene. Non sei di Trieste? No, sono di Roma. Scusa, vabbè, insomma, sempre roba nostra. Questo è un cotto importante. Come si riconosce un buon prosciutto cotto? Roba di Trieste, si vede subito, del Tessano, Principe, quel che sei, l'importante è che sia un pochettino di grasso, perché il prosciutto cotto deve essere mangiato con un poco di grasso, come il crudo. Se non è grasso non è cotto, non è roba buona. Ecco, questa è la colazione dei campioni per poi andare in regata in barcolana ed esprimersi al meglio di bolina. Quindi cotto, crème e Teheran. E Teheran o anche un bel prosecco, no? E anche un bel prosecco, perché no? Perché no? Quello va sempre bene. Ecco, devo dire che la fame sta salendo, non so voi in studio, perché so che lì vi state armando di caffè, noi invece penso che ci armeremo di cotto, anche perché il dispendio calorico dell'inviato è sempre importante. Quindi, parafrasando Gianluca Paladin, potremmo dire prosciutto cottation a questo punto, Ferdinando. Benissimo. Allora Marco, da te tra poco do un'indicazione. È chiaro che alle 10:30 torniamo un po' prima, insomma, a collegarci con Gianluca Paladin e da lì seguiamo anche il colpo di cannone sul crinale, però lui è al sicuro. Lui è al sicuro, purtroppo, non è in mezzo al gol. Certo. È furbo. Salutiamo Andro Bercù. Ciao Andro, buona giornata. Che bello vederti. Lui è l'altro Avarino. Sì, esatto, l'altro Avarino. L'altro Englaro, l'altro Alessio. Noi siamo altri. Che bello. Tutto altro. Sentite, tutto altro. Ma voi due, mi dai i due Alessio e Andrea e Andro, scusami, sono già esauriti. Guido, appena possibile, Andro e Alessio. Ma vi siete messi d'accordo per la giacca? Cioè in qualche maniera? Sì. Variazioni sul tema. È una giacca pentagramma la nostra. Come stai, Andro? Ma direi benissimo. Re denotolada, come mi ha detto fuori onda Marco. Bene, molto bene. Mi fa piacere.
Sì, infatti, essere qua. E ieri sera avevi un evento? Sì, sbaglio? alla Società Triestina Sport del Mare, praticamente in piscina terapeutica. Ecco, quindi ho fatto delle sabbiature, poi sono andato a fare un touch al pedocin, rigorosamente alla parte maschile, perché ovviamente sapete che... No, hai fatto il bagno veramente? Sì? No. No, ecco. No, no, per carità. No, bagno nel vino sì, perché francamente ero ciucco come una mina, però adesso cerco di riprendere, spero. Sì. Ho ancora un po' di... Però... Gli occhi picci. Gli occhi picci. Oggi devongola. Oggi devongola. Comunque bene, molto bene. Com'è la situazione vento, meteo? Speravamo ci portassi tu qualche notizia. Guarda, Cospara il Canon fa un vento di quei. Sì, esatto. Poi sarà l'unico dura. Vi guardo da Salvore, vengo con la mia barchetta sulla Barcolana, vice sindaco de Alberi de Salvore. Eccola giusta, Magnare Bever Gavè, Paola. Ci scrive, insomma, la Barcolana è anche quella che si svolge nei bar. Ieri pomeriggio incontro con un quartetto che ha fatto gli auguri in musica a mia nipote che compiva 18 anni, bello. E come dice il nostro sindaco è stato un momento meraviglioso. Bellissimo. Magico. No, bellissimo. Qui c'è l'elicottero. Bravo Anglero, Bravo, grazie. Così mi piace molto. Bravissimo Avarino, guardate Avarino che c'ha questa cravatta, questa cosa. Magic moment, Sai che avevo il guardate. Avevo il dubbio quest'anno se mettere la cravatta o essere un po' più... Certo, poi più insomma, per Ma io mi serietà. chiedo, ho mai visto Ferdinando senza cravatta? Neanche sua moglie. Ma no, ma lui da Esatto, mi immagino, va a letto, si piazza, pigiama, ma rigorosamente cravatta. Vedrio e Galalampo, c'è zona tutta, lo sentiva e Galalampo Vedrio. Tipo camicia di forza, peraltro. Vedrio lo sera Guido in regia, prima che veni dentro, che s'era la lampo. Sì, come che aveva la finta camicia, no? Come i preti. Andro, se vuoi dire tu qualcosa, perché... Che momento. Questo è un momento Paladini che di alta. segna decisamente il declino dell'uomo. Potete guardatelo. vedere colui che una volta era considerato l'Homo sapiens, quindi siamo retrocessi all'Homo erectus. Non so quanto sia erectus, comunque speriamo per lui. Sicuramente specchiatus, l'Homo specchiatus. Vai Gianluca, ci senti? Sì, magari con la faccia di Almeno quello. Dai che se no mi scappa la situation. Patrizia, unitalsi qui per dare gioia anche a tutte le persone, per assistere assieme. Il terzo botto sta per arrivare. Ok, quindi al terzo botto ci sarà la partenza. I nostri amici, come vedete, potete anche riprenderli benissimo. Qualcuno è disabile, quindi grazie a Lorenzo che è il presidente del CRAL, e ogni anno, sono ormai penso una decina d'anni, Lorenzo, o di più. Quindi anche un momento di inclusività, insomma, sì, è giusto così. Sì, di grande condivisione anche con i loro soci e con i nostri che hanno abbastanza difficoltà, qualcuno. Allora buone magnate e buone bevute. Grazie. Noi adesso ci spostiamo là e vedremo il terzo botto. Sempre per tutto quello che fate, grazie. Ciao. Grazie signori, Ciao, buon divertimento, grazie. Noi ci spostiamo ragazzi perché fra pochissimo c'è il terzo botto, vediamo di mostrarlo magari in diretta. Vai Ale, mettiamoci là. A voi la linea. Avanti, vicino, vai Gianluca. Stamattina così ti sono Scendiamo. Dobbiamo documentare questo momento, così poi hai anche il modo di farci vedere già il golfo con tutte queste vele, stupenda l'immagine, poi come sapete sempre quella dall'alto che proprio quegli elicotteri stanno documentando al momento e che sarà... sì. No, noi siamo al sicuro, diciamo, loro... Parliamo di noi, ma se vogliono portarci delle vettovaglie, diciamo che siamo in via Navale, in via Besenghi. La via è finita, chissà chi le portano, via Besenghi al seminario. Ecco, che sappia, quarto piano basta suonare. Quarto piano basta suonare. Ecco, che non lasciano nella mensa giù del seminario. No, basta suonare, suonano, dicono cos'è, se a noi va bene, tu dici no. Tanto c'è il video citofono, quindi si può giudicare. No, scherzo, altro che. Gianluca? Gianluca? Quindi... Ti senti? Così.
Vi sento, parlate con me, sì? No, noi siamo qui no, pronti. tranquillo. No, non dico più nulla in inglese soprattutto. Questo senz'altro. Manifestation, tu sai che no, questa mattina è andato in onda un manifestation così. Dialogando con e quindi da lì è finito tutto. No? D'altronde non si può avere tutto da vedere. Bene, come state amici a casa? Siete a posto? Ecco, mi hanno tagliato immediatamente perché... No, adesso altro che stiamo con Andro, ma dobbiamo aspettare questo momento. Sì. 40 secondi al cannone. Tu dici? Ma perché pensi che quell'orologio sia giusto, quello dello studio? Speriamo. Il mio di solito va indietro, infatti sono le 9. È giusto? 9:15. Sono come le 9. Vabbè, c'è un orologio un po' mancherebbe scassato. un'ora in più alla fine della diretta, sarebbe un disastro. Eccoci, ci siamo. Dai, pronti? vicini. Vai, documenta questo momento che è così, no? Gianluca, ti senti andato? di descrivere Il crinale. il crinale? C'è un altro Documenta, crinale. Carelli, perché- documenta. documenta il crinale, Sul crinale. in attesa dello sbuffo. Chiamalo sbuffo. Ma stanno inquadrando secondo voi giusto? Sì, perché quello è Dove terrapieno. c'è Paladin? Dove è andato? E Paladin sta dietro il crinale. certo. Il crinale. Andro. Attendiamo, Certo. Attendiamo. Ci siamo, No, vabbè, ma sai cosa? Che qualcuno aveva fatto girare la voce di un ritardo del via alla Barcolana, ma direi perché? proprio di no. Ma no, se mai tagliano, no? Gianluca, vedi dei movimenti sul terrapieno, tra l'altro. Eccolo. Ho sentito un... O era il nostro microfono che Esatto, sganciava. infatti stavo pensando la stessa cosa. Vedi, c'è L'elicottero è ancora in aria, quindi eccolo là. Quindi partita ufficialmente la Barcolana. Gianluca. Partita è una parola grossa. Ce l'abbiamo fatta, partita ufficialmente la ma Barcolana, funziona lo quindi il suo vedete, il microfono. colpo è stato esploso e adesso quindi si parte al via Sembra una alla medusa. regata e qui tutti quanti ad assistere insieme a noi alla partenza della regata della Barcolana. Fra poco ci spostiamo anche al ferroviario dove ci saranno tante altre persone, credo, ad aspettarci, siamo tutti qua. Va bene, partita ufficialmente, quindi poi voi vi sposterete e quando volete ci colleghiamo di nuovo. Il Garagion Salame Formaggio d'Olive, Ghevoli in studio, ciao Muloni, scrive Alessandro D'Agostino. Renata ancora, credo dalla Sicilia sempre, cosa ci manda? Viva la Barcolana! Ah beh, con un Etna rosso, questo è un vino di... eccolo qua. Vedo un preview interessante. Cosa hai visto? Stabile? Vedo un preview, sì, lo vedo male. Oh, mamma Sì, mia. anch'io non lo vedo proprio in Mamma uno mia. stato... Non è proprio il massimo. Oh mamma mia, adesso arriviamo, portate pazienza a casa. Scusate, ma qualcuno, ed è Ornella credo, Ah, Ornella, sono qua. Ornella, grazie. Sapevo che volevate sentirmi, ti ho detto sono una donna piacente. Allora, cara Ornella da casa, cosa dice l'altra Ornella? ci manda questa immagine. Che vediamo? Che vediamo, ed è questa immagine qui. E riesci Io non vedo niente però, Riuscite a darci questa Ma fatemi immagine vedere, dal non PC? vedo niente. Ma te il televisore io di ti. Ah, allora devo guardare. Ecco, cose che mai avremmo voluto vedere. Bosazzi appena sveglio in pigiama. Davanti alla videoteca. Vogliamo la cravatta di Avarino, vogliamo. Bosazzi, col bottone devi chiuso fino. ammodernarti. Allora, Come e scrive state, ragazzi? Bosazzi de Notolada, se te serve una colf per le pulizie, ciamime a Bosazzi, buon frigo. Lui evidentemente oggi non è... Questi messaggi subliminali. Però scusami, deve pulire il scusami. frigo oggi Bosazzi, l'ha detto in Senta, diretta. dottor Avarino, lei doveva copiare il look di Bosazzi, Vero. perché venire qua in pigiamato, proprio appena sveglio che non riesce ancora a connettere, eccetera, quella sarebbe stata l'altra Sul Barcolana. non riesce a Così connettere, sei tuttora troppo... ci sono, su quello sì. Cos'è? Il colpo. Questa, come facciamo a vedere? Faccio vedere io. Fai vedere tu, dai, tanto. Non è firma Marco Englaro, tutto sto casin, anche il canon che voleva. La medusa? E questa è la medusa. La medusa nel cielo. La medusa. Che la poi medusa assomiglia nel- all'ultimo monumento che hanno fatto a Napoli, No, il ecco, lo Pulcinella. sapevo, lasciamo stare. Il Pulcinella. Non dica nulla. Non Il dica nulla. Pulcinella. Ah, ma guardate che a me quel monumento lì, quella cosa piace tantissimo. Immaginavo, ovvio. Anzi, io ne vorrei uno, diciamo, un po' più piccolo, nel senso che... A casa? bravo, per averlo a casa, perché insomma, per spupazzarmelo un po'. utile, no? Certo. Può sempre essere Certo, utile. serve sempre. Che meraviglia. Ferdinando, c'è Marco con un altro tipo di canestro.
Va bene, Aiuto. siamo proprio sicuri, quindi andiamo vediamo, vai Marco. Sono cose che mai avremmo voluto vedere, però eccolo. ci tocca, dopo Bosazzi in pigiama. Allora Ferdinando, collegamento flash, se dopo il cotto vi sentite appesantiti, mi raccomando le misure di sicurezza in barca, porteve la ciambella e il salvagente che non se magna, ma se te caschi in acqua te se salvi, forse. Questo piccolo momento per la sicurezza in mare. Marco, appena è possibile torniamo da te. Hai qualcosa? Sì, vai, però leggi tu perché io devo... Vai Marco Englaro. Vai. Cosa dice questa? Il colpo di cannone? Sì, il colpo di cannone, appena fatto. Vai. Cos'è? Te gaspara al via. Sì, ma ho paura di aver affondato il gommone de Marco. Infatti eccolo per cui appunto la sicurezza, come detto. Qui momento un po' triste, diciamo, egregi signori, lo spirito velistico di un tempo che era la splendida Barcolana ormai non esiste più. Ma perché sto pessimismo? No. Ma cos'è sta Bancarelle, business, musica rintronate, 100 dB fino alle ore 2 di notte, soldi eccetera, come qualsiasi altro evento di portata turistica mondiale. Ormai gli unici beneficiari sono ristoratori e albergatori, la magia della Barcolana ormai non esiste più. Ma scusate, ma cosa vuole che saltiamo come macachi da una... ma non c'è più le mezze stagioni. Non c'è più e la gioventù di una volta. E soprattutto a Cavaldonato non fa primavera. Esatto, bravo. Esatto. Questi sono i nuovi mix di proverbi, perché... Lo sai che io ho un po' di domande poi, devo coinvolgere... Di un certo spessore? No, quello è impossibile già nel mio lavoro normale. No, poi figuriamoci, poi un po' di personaggi. Sai, arrivare qua e vedermi Bosazzi in pigiama, devo dire, scherzi a parte, quando ti sei ripreso dillo. Shock. Quando tu ti sei ripreso dillo. Ma io in realtà ho uno stomaco abbastanza potente, quindi mi sarei anche già ripreso. Comunque un caro e affettuoso saluto al buon Umberto Bosazzi. Ma se sta in frigo non ne sento. In frigo proprio. Ma no, il cellulare sei in frigo. Il cellulare lui sei fuori, col phone che sbrina. Possiamo far portare una telecamera mobile così se riprendi prima. Sì, sarebbe il caso. Dobbiamo coinvolgere Bosazzi ulteriormente, per quello che lo citiamo sempre, che gli fischino le orecchie. Siamo sicuri che Gianluca bevi solo caffè? Scrive Maria, non lo so. Noi quello abbiamo visto. Buongiorno a tutti, dopo 30 a Trieste, quest'anno vi guardiamo in TV. Cosa vuol dire? Bravi, simpatici. Eleonora Graziano, Trocadero, Trieste, baci baci. Ma no, il ponte Trento-Trieste, parlavano dopo 30 a Trieste, 30 in numero. A 30 anni a Trieste forse. Forse, vero? Cioè quest'anno ci guardano in TV. Sì, i Galfoglio de Via non possono più tornare. Può essere che l'anno scorso ne abbiano combinato. Certo. No, ma al di là dello scherzo, ci spieghi un po' cosa vuol dire. Ciao, anche se in pigiama Bosazzi resta il più figo di Tele 4. Buona Barcolana. Non ci sono dubbi, mi dispiace. Non vi è dubbio alcuno. E non vogliamo assolutamente, neanche lontanamente, minimamente attaccare questo primato del buon Bosazzi. Ma che poi Bosazzi è furbo perché si fa riprendere come nel periodo del codo di solo sopra. Tra l'altro solo il volto, sperava che non vedessimo invece quel pigiama, l'abbiamo visto. Solo sopra, col colletto alto. Chissà se era tipo Rocky Horror Picture Show. Ti ricordi? Bosazzi secondo me è tipo da camicia può da essere notte. Lui grande patito quindi di cose dotte. Ma per me è tipo da camicia da notte ancora. Tu dici tutto con intera. Con la feluca, con la papalina, no? Me lo vedo. È probabile. Anche con l'importante che non fosse con una calzarete come non sta chiamare disgrazie che adesso ne compari in pigiama e magari tipo Rocky Horror Picture Show con sti reggi calzi incredibili. Va bene. Con l'asedo per il frigo. Andro, ci siamo dimenticati tutta la scaletta che abbiamo studiato per mesi, te lo volevo dire, no? Le prove che abbiamo fatto. Quindi se tu ci aiuti adesso a dire che cosa facciamo ora che non mi ricordo. Adesso cosa prevedeva la scaletta? Allora ieri sera col Todaraptus alla società triestina per lo sport del mare, troppo lungo, è già troppo lungo, e non so, mi è venuto un raptus e ho deciso di fare non le imitazioni dei personaggi, ma le imitazioni dei personaggi che starnutiscono. Non lo so, è venuta così. Quindi allora, chi è che sta, per esempio chi? Allora, no, però ci vuole un primo piano, mi dispiace, prenderete paura. Ma... No, ma di che? Altro che siamo in quarto, il problema è che adesso fare il primo piano, sai, lo so, più di così. Non è una bella visione. Questo però passa il convento, diciamo, come primo piano, vabbè, il primo il convento piano... in effetti è il luogo giù, il seminario. Ma il termine fu più azzeccato. Allora, come starnutisce, ve lo ricordate, il nostro grande ex sindaco, ex governatore Riccardo Illy? Ecco, avevo pensato che poi Riccardo Illy
che poi non incontro neanche da molto tempo, francamente lo saluto cordialmente, lui quando si rivolge a te, ma anche per strada, lui pensa di avere sempre davanti alla telecamera, quindi guarda sempre la telecamera e incomincia con un rantolino che tu dici, oddio, adesso senti bene? Incomincia così. Anche lo starnuto? E adesso arriva lo starnuto, aspetta. Anche lo starnuto comincia così? Sì, sempre col rantolino. Incomincia e fa... e ciù. Così, cioè... Senza cravatta. Senza cravatta. Però elegantissimo, Rigorosamente senza cravatta. Ma poi visto, vabbè, abbiamo fatto l'Ornella che starnutisce. Ciao ragazzi. Ma in tutto questo... Vabbè, e poi ne facciamo altri che starnutiscono, anche perché qui l'aria in studio... È troppo freddo, perché io di solito No, io tengo sto meno benissimo, 20, però giusto per arrecare disturbo. No, cioè mi avete invitato qui per arrecare disturbo No, e io no. questo farò. No, adesso... Siamo pagati per non quello. che con la UTI sia assai meglio. No, io speravo infatti portasse serietà, ma è stato un disastro. Adesso cantate perché è meglio. Tu speri che, cioè, pensi che Riccardo Illy ci guardi stamattina? No, Ma sai, le vie del Signore sono infinite. Ma tu dici dal convento da qualche parte. E te pensi che St. Moritz non si vede Tele 4? L'hanno visto da Lussemburgo. Quindi, in tutto il mondo si vede Tele 4. Canale 10 in tutto il mondo va Tele 4. Vero? Però. Per l'uomo con la fisarmonica, scrive Sabrina, sonime. A me gli uomini ormai non dicono mai sonime. Questo purtroppo mi dispiace, ma se te vuoi suonare... Bene o male che non suono la tromba, perché se no sarebbe pericoloso. E fascia protetta. Secondo me questa te l'ha alzata, come si suol dire. E anche questo termine... è la battuta, come a pallavolo, diciamo, avevamo le campione, la medaglia d'oro. C'è una brutta deriva. Questa immagine è bellissima, è di solito una delle migliori. Una delle migliori, eccolo là, perfetto. Si è ripreso. Puoi anche non dire, non so, Gianluca, di tu o vuoi cantare? In tua discolpa qualcosa. Discolpati. Vai Gianluca, è triste. Così. No, non capivo, hai detto che vedevi un'immagine bellissima, speravo fossi io in questo contesto, ma forse no. Siamo al ferroviario, guardate che bello, guardate quanta gente, guardate quante persone sono qui pronte per assistere anche loro alla regata che è appena partita, ma c'è una sorpresa Ferdinando, abbiamo trovato una persona, adesso andiamo subito a disturbare. Buongiorno. Buongiorno. Nico Carelli, mi dicono lei. Mi sembra di essere il papà dell'operatore, mi sembra. Sì, il papà di Alessandro Carelli, anche lui ad assistere alla regata. Ciao Ferdinando, ti ho visto fino a mezz'ora fa circa e devo dire che te la cavi abbastanza bene. Grazie. Giusto, perché ci guardano anche loro. Cioè voi dovete capire che col telefonino le persone ci stanno anche un po' seguendo anche da fuori casa, quindi questa cosa è veramente bellissima. C'è anche mamma su. C'è anche mamma che è sugli spalti, che sta guardando la barcolana con le amiche e devo dire che è un bel contesto, ci stiamo divertendo, è la prima volta che la vediamo da terra. Allora Ferdinando mi sta chiedendo una cosa, aspetta. Ferdinando, dimmi, hai qualche dire domanda? a Nicola, papà dell'operatore, come se, di non far finta al di là della felpa di essere un velista, ecco, no? In questa giornata. Allora, lei al di là della felpa non deve far finta di essere un velista, dice Ferdinando. Io sono stato per tanti anni velista con la barca di mio suocero, veramente ne abbiamo fatte tante di barcolane, è un'emozione che veramente bisognerebbe provare almeno una volta nella vita, perché da fuori è una sensazione, starci dentro senza rumori, solo con il rumore del vento, veramente è spettacolare. E allora mi raccomando, dica a tutte le persone che conosce di seguire la diretta su Tele 4, l'altra barcolana. Allora, io dirò una cosa, da quando mio figlio lavora a Tele 4, veramente l'audience è aumentato, no scherzo, noi seguiamo sempre. Incrociamo le dita perché ovviamente lo vogliamo. Il contratto gentilmente. Buona giornata. Grazie Nico. Beh, salutiamo anche gli amici. Chi siete? Siamo amici di vecchia data con Nico e con tutte le nostre famiglie. Anche con Alessandro abbiamo visto crescere. Insomma. Pronti per questa barcolana? Sì, dai, come sempre. Pronti, in realtà è già partita, quindi insomma bisogna essere pronti. Sì, senz'altro. Va bene. Saluto a tutti. Allora, buona mattinata, godetevi questa grande festa. Grazie, ecco il contesto Gianluca. con cui vi lascio con le immagini, se volete. Bellissimo. Poi dovresti fare una cosa, farci vedere anche Alessandro a questo punto, perché l'abbiamo citato, così come poi faremo anche con L'abbiamo Elisabetta. evocato.
poi come vedi è tutto Tra il tema poco di facciamo un contratto. collegamento anche con Alessandro che prenderà il microfono. La statua di pesce, guardatela, la statua di pesce. No. Non è la statua di pesce. Non è quella, non è quella. Caro Ornella, non è quella, non è quella. Pulcinella, eccola qui. Va bene, Gianluca, arriviamo da te tra poco, vedi, tutta una questione di contratto. Certo, no? è tutto, rinnovagli il contratto. Ormai è tutto alla luce del sole qua. Ciao a tutti, se troppa roba, approfitto per dirgli a mia moglie che la amo. Bellissimo. Max Trieste. Buondì a voi, E dopo vi seguiamo in pagina TV. di Libro Cuore possiamo grazie. concludere perché Qua è il chiudiamo. degno finale Qua di chiudiamo. quest'altra barcolana. Bravo, è quello che abbiamo pensato tutti. È quello che abbiamo pensato tutti. Quindi speriamo che Max fosse a casa. Sì, Max lo lascerà fuori dalla porta. Guarda se è inviato quello. da un mobile o se perché gli scrivi de fora Verzime più che Sonime. Verzime. Potrebbe essere, come ho detto prima, di bollina stretta. Certo. Sì, bollina Hotmail. Hotmail. Verzime, quelle sì. non lo so. Verzime, Non lo sì. so. Allora, quindi- adesso col maestro Colautti eseguiremo un tempo piccolo di Franco Califano. 3, 2, 1. Dipinsi l'anima su dell'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica, no. Sì, anche come non funziona. Sì, la vodka con l'acqua tonica. Vodka tonic. Sì, no, ma intendevo. E allora, non vegno trio, no. Cosa femo? Devo fare la seconda strofa di prima. Con 3 grandi affetti quando vado a Paiola, go Trieste tu innocetti e la barca per pescare, ma domani fa giorno e me sentirà cantare e te porto quando torno tutti i pesci che in mar. Trieste dormi e il mar se non vi appena, le stelle brillano e me fa sognare e se stanotte c'è una sirena lì te la voglio domani a regalare. Ultimo giro. E se stanotte c'è una sirena, mi te la voglio. Stranudo? E su. Domani a regalare. Bravi ragazzi, bravissimi. Bravi, Però siete Starnuto ci fantastici. stava bene. Siete Ormai fantastici. questo diventerà il simbolo dell'altra barcolana, Sì, lo sì. starnuto di Riccardo Illi. Ma anche Manifestation al suo quella- Sì, Manifestation, però l'immagine è proprio quella apocalittica Sì. di Bosazzi in pigiama, penso sì. che sia Momenti insuperabile. topici, Sì, momenti sì. topici. Ricordate. Abbiamo un nuovo inviato. Fatemi vedere. Fatemi vedere. Alessandro, ti hanno citato sin qui e dopo dobbiamo, Eccoci qua, abbiamo dobbiamo far intervistato, sì anche che intervistato il Marco... papà dell'operatore, ovvero io. Adesso abbiamo visto sulla balconata qua un po' più in alto anche la mamma. A questo punto chiediamo anche a lei cosa ne pensa di questa barcolana e come la Ma vivrà. chiede la barcolana in cosa questa pensa di giornata. suo figlio. Ciao a tutti, sono emozionata perché non ho mai fatto dirette, non ho mai parlato alla televisione. Viva Trieste, viva la barcolana e un saluto a tutti. E viva Tele4. E viva Tele4, certo. Assolutamente. Si rinnova. Mi raccomando, seguiteci tutti, l'altra barcolana. Un saluto a tutti in studio e vi restituisco la linea. Va bene Alessandro, grazie davvero Alessandro Carelli e devo dire che si vedeva che non era più lui alla telecamera perché era tutto Sì, bruciato, girava tutto, un disastro sì, Paladin, hai visto? No? Paladin, no, quindi va bene. Si vedeva che non- Volevo dirti Guido se riesci o Enzo a darmi lo schermo che è tutto a posto Gorizia, Volevo Ah, dirti sì? sì, tutto a posto, guarda, vedi,
Omar continua con la sua Ma hanno diretta. cambiato percorso da Trieste vanno fino a Gorizia. Dici le barche. No, No, queste sono le fanfare, gli alpini, no, noi oggi mi siamo sono perso ovunque. qualche barcolana nel corso degli anni, Certo. magari è cambiato Perché il... c'è più vento là, no? Vanno Vanno sul vento. certo, dici. Ah, vedi che anche tu sei esperto di Ma sì, meteo. sì. Sono amico di Nordio io. Rainman, Ministro? salutiamo Sergio Nordio, un uomo, un mito, grande. Non il ministro. Sì, non il un mitilo. Okay. Non il ministro Nordio, no. Abbiamo un altro. Siete grandiosi, ogni anno meglio. Ma sei il secondo ho anno. capito. Vuol dire che però, scusa. Parla per te, va bene. Graziella, immagino. Ciao, siete fantastici. Un saluto a mia mamma Licia che sicuramente vi sta guardando. Salutoni, lo scrive Giada della mamma Licia. Ciao, Kiss mi Licia. Kiss me Licia. Esatto. No. Evitiamo. Vogliamo cantare Kiss me Licia? No, direi di no. Non la sapresti neanche. No, non la saprei E poi neanche. in quanto a ciuffi siamo rovinati oggi, no? direi. Quindi abbiamo il ciuffo rosso di Mirko dei Beehive. Manca. Io non potrei competere. La prossima volta devo ricordarmi per la terza Marco, volta. perfetto, Dettagliarme anche perché hai in linea con quel bianco quasi biondo. No, insomma, dai. Insomma, però è l'unico che ha una chioma. Nicoletta. Ma sono una parrucca. Buongiorno a tutti, in Dere Mengo, go 1 miliardo di robe da far e niente, so incollata alla TV. Grazie per la bella mattinata, Nicoletta sotto i 70, che come avete capito sono i 2-3 dati essenziali di oggi. che qui demo, Grazie perché- Nicoletta, un abbraccio immenso. Quindi 69 qualche mese si può. Deve compiere. Auguri, no, non si fanno gli auguri. Ma poi 69 non 70. E poi No, con no. 69 vabbè, No. c'è Marco, Sì. Marco Stabile o qualcuno perché anche Stabile sarà almeno Ecco, hai nominato Stabile, è saltata una telecamera, Dai, non ve lo non mostriamo possiamo- perché È in galleria. la Stabile in tristezza. galleria. d'altronde la Barcolana appunto attraversa le gallerie, quindi lui deve seguire, no? Credo. Dov'è Stabile? Il Enzo? collegamento di Marco. Invece guardate, voi pensavate era veramente fosse- in galleria. Era È veramente arrivato. la telecamera. Era Marco, veramente poi in a un certo galleria. punto dovremo far vedere anche Elisabetta che è al lavoro ovviamente anche lei oggi. Gente c'è, direi. Gente c'è, Cani soprattutto anche. piedi da questa inquadratura, Sì, diciamo, no? Inquadrature che mai avremmo voluto vedere, E onestamente. per fortuna non le stiamo vedendo in onda più che Ah, altro. ecco, meno male, no, quello è il per preview. carità. Marco, Eccolo, è arrivato in Marco. onda. Eccolo. Dica che lo saluta Heidi. Marco, Eccoci qua chi lo Ferdinando, saluta? nel Chi cuore saluta del villaggio Heidi? Barcolana, c'è chi guarda la regata, chi già fa un primo brindisi. Noi aspettiamo i ragazzi e le ragazze della curva nord della Pallacanestro Trieste, che ieri erano in trasferta in quel di Tortona. Pallacanestro Trieste che ha vinto la terza partita su 3 dall'inizio del campionato, Milano e 2 trasferte, eccezionale prima in campionato, che saranno con noi al Mola Audace per intonare un paio di cori, visto il momento straordinario della Pallacanestro Trieste, ricordando ovviamente che lunedì, cioè domani alle 21:10 c'è il Caffè dello Sport per parlare di Barcolana, di Pallacanestro, ahimè di Triestina che ha perso, e chissà magari anche del nuovo allenatore dell'Unione. Ci sono, tra l'altro, giustamente suggerisce Enzo, gli highlights della Pallacanestro Trieste. Non so se l'hai già fatto vedere, ma abbiamo realizzato il servizio presto questa mattina proprio per consentirti di mandare in onda le immagini della straordinaria vittoria dei ragazzi di Jamion Christian in quel di Tortona, con una prova super di Denzel Valentine che praticamente mancava solo che tirasse da metà campo, tutto il resto lo ha fatto. Quindi se vuoi Ferdinando viriamo sul basket per un attimo. Allora, adesso viriamo subito, vi devo leggere una mail. Grazie Marco Stabile, a tra poco. Aspetta, arrivo Massimo. Prima di questo vi devo leggere questa mail assolutamente perché ne stanno arrivando tante. Ciao a tutti, mi non ho mai capito niente di Vela, non capisco né da dove parti né da dove devi arrivare, ma ogni anno vado a vedere il villaggio e guardo la diretta. Sto anno con voi, se è troppo divertente, bravi. Bene. Bisogna dire che siamo gli stessi l'anno scorso però, no? No, Cioè, lui nel senso- Marco non c'era. Vabbè, Marco, ma abbiamo sempre visto Marco le è vignette, Tele4 quest'anno vediamo ormai, Marco certo. anche, no? Certo. In vignetta. Quindi. Allora, Andrea, che bel momento con la fisarmonica, mi ricorda quando la suonava mio zio e noi a cantare, l'unica differenza che lui era sobrio
Grazie. Lo zio. Non ho ancora cominciato a nettare casa, mannaggia Andrea, fantastico Andrea, quello di prima. Ma tutti domenica che fare casa, non so. Sì, ma d'altronde. No? Aspetta, prima di mandare in onda gli highlights. Anche tu vedresti highlights. No, visto perché... che Marco ha citato la curva nord, allora mi è venuto in mente che c'è un problemino con gli ultras di Inter e Milan, che avrebbero, soprattutto quelli dell'Inter a Simone Inzaghi, gli avrebbero chiesto dei biglietti. No, avete dici? seguito? No, questa è la cronaca, io mi riferisco dicono. E allora noi vogliamo sentire la difesa di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. No? Che dice Inzaghi? Sì, è stata una partenza della Barcolana molto intensa. Voi mi chiedete degli ultras dell'Inter. Sono bravi ragazzi, ma sono dei ragazzi dolci, simpatici. Mi hanno detto: senti, potresti darci un 2, 300, 400, 700 biglietti? E io ho detto: guarda che non si possono avere questi biglietti. E allora ho detto simpaticamente, sempre in grande amicizia, mi hanno detto: beh, allora ti tagliamo le gomme, te le buchiamo e diamo fuoco alla tua casa e a tua suocera. Ma sono bravi ragazzi, dicono così. Comunque questo spiace molto. Buon vento a tutti. Senta Inzaghi, ma il CT della Nazionale ha detto che risponde, ma sa anche buttare giù le telefonate. No, Spalletti è un bravo ragazzo e penso che alla prossima ci berremo qualcosa insieme. Se ci sarà dell'olio bollente glielo scaraventerò addosso. Però è un ragazzo intenso e questo spiace molto. Sentite, adesso vediamo gli highlights, poi cantiamo di nuovo, poi vedremo un po' di cose. Però fa bene Maria scriverci: buongiorno, fammi vedere le barche, non solo le vostre ciaccole, anche se coccoli. Però è vero, perché l'abbiamo ricordato tante volte l'anno scorso, noi non possiamo, perché essendo giustamente un'esclusiva Rai, far vedere il golfo, le barche, non possiamo. È il motivo per cui nasce l'altra Barcolana, che è tutto il resto. Quindi fino alla fine, almeno no, quando poi faremo vedere i vincitori, le interviste e tutto il resto, ma non possiamo proprio, ed è una questione di rispetto, volevo vedere il frigo netto del mitico Bosazzi, arriverà. Tiziana. E le barche, ecco Roberto, esattamente come ho detto poco fa, vale anche per lei e per tutti, ma grazie perché mi date l'occasione di ricordarlo, non possiamo far vedere la regata, non l'avevamo ancora detto fin qui. Ma c'è una regata oggi? Sì, appunto, è lo scopo dell'altra Barcolana. Oggi dicono che c'è una regata. Sì. Ma dove c'è sta regata? Giù di qua. Ma non avete detto verso che il Crinale. Verso Gorizia. Verso Gorizia. La regata degli alpini c'era oggi. Una fanfaronata. No, cioè la fanfara. La fanfara. Avevo capito peperonata. Peperonata. A queste ore però un po'. Ciama la merenda. Te dici? Allora, visto che abbiamo una scaletta rigorosa. Quanto dura gli highlights? Quanto dura? 3 minuti. Ecco. Perfetto. Allora, adesso vediamo gli highlights, la storia straordinaria che così sta ci abbeveriamo. Bravissimo. E andiamo in pubblicità. Subito dopo pubblicità ricominciamo e ci vediamo tra poco. Vediamo come è andato il basket alla grandissima. Vediamo. Dopo Milano e Napoli, Trieste batte anche Tortona, un tris da record al ritorno in Serie A1 che fa dei biancorossi la squadra osservata speciale in testa al campionato. Non c'è solo un Valentine da urlo con 22 punti frutto di un sontuoso 6 su 9 da 3 e 7 rimbalzi, ma anche un Ross che fa valere la legge dell'ex in una prima parte del match in cui pure Jutov è immarcabile. A ciò si aggiunge Johnson, pure lui il meno convincente finora, che sfodera una prova gagliarda in uno dei mismatch più complessi. Il confronto con il totem atletico Kamagate era improbo e invece ne esce con 9 rimbalzi, 9 punti e tanta voglia di essere utile. In una partita varata con una sagra delle triple, i biancorossi hanno avuto la capacità di mettere in ritmo tutti nel primo quarto e dopo aver resistito alle fiammate dell'ex biancorosso Strautins sono riusciti a mettere la testa avanti sul 22-23 dopo 10 minuti. Gli 8 punti, 5 giri di lancette di Baldasso avrebbero potuto piegare
piegare le ginocchia a Trieste sul -5 e invece ecco la replica collettiva, il controsorpasso con la tripla di Brown e la prima volata al comando con Rossa a ispirare, per lui 14 punti e 4 assist a metà gara, 19 con 8 assistenze alla fine. Il 50% al tiro pesante sostenuto da uno Spiegelman Jutov che segna in tutti i modi possibili, regala a Trieste il +6 all'intervallo. Nella ripresa ecco entrare in scena il talento di Valentine che, innescato il tiro da distanza NBA, inizia a confezionare canestri da ogni dove. La formazione giuliana vola sul +14 con un 10-0 di parziale che sembra addirittura poter chiudere il match. Devono mettersi seriamente a lavoro l'ex Virtus Wims, Cusi e Baldasso per evitare che l'ondata biancorossa travolga definitivamente i padroni di casa. Qualche palla persa di troppo costa però ai ragazzi di Christian una fetta del parziale e si riprende l'ultimo quarto sul 60-65. Sul parquet di Casale Monferrato, dove i giuliani conquistarono la scorsa promozione in maglia alma, va in scena un'ultima frazione spettacolare, con Tortona a rifarsi sotto fino a sole 2 lunghezze e il Denzel in maglia triestina a mettere 12 punti in 10 minuti. Sono ancora le sue triple che tengono avanti come una raffica di bora la pattuglia nostrana. I 3 liberi della guardia di Lansing e la schiacciata di Brooks in campo aperto sembrano chiudere la sfida a meno di un minuto dalla fine. Ma mentre il pubblico di casa lascia addirittura il Palasport, i biancorossi si complicano la vita. Prima Cusi mette una tripla da campione fuori equilibrio, poi Brown dà una spallata di troppo in attacco. Con 9 secondi al termine e 3 punti di margine, però Vital cade a terra in palleggio e quando riprende palla è costretto a un tiro impossibile per sperare di rimandare il verdetto all'overtime. Vince Trieste, anzi vola. Tortona è una grande squadra, ha fatto un'ottima partita, ma io devo dare grande credito ai miei compagni.